Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca e bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa di lunedì 12 gennaio. Subito le prime pagine dei quotidiani che si aprono, come la prima pagina dell'Ansa di stamani, sulla manifestazione parigina. L'abbraccio di Parigi, titola il Corriere della Sera in prima pagina. Marcia storica, mai così tanti contro il terrorismo. Non abbiamo paura. Gelo fra Netanyahu, il premier israeliano, e il presidente francese Hollande. La Francia e la Spagna chiedono di rivedere il trattato di Schengen, ma l'Italia frena, dice di no, con il ministro dell'Interno Alfano. Allarme dagli Stati Uniti per il Vaticano, che sarebbe il prossimo obiettivo. Dopo lo shock, Parigi in piazza contro il terrorismo, storica marcia dei leader mondiali, assenti però Obama e il segretario dell'ONU, Ban Ki-moon. Gelo tra Netanyahu e Hollande. Francia e Spagna chiedono la revisione del trattato di Schengen. Sono 4 i commenti del Corriere in prima pagina, l'editoriale di Angelo Panebianco, che leggiamo a parte, e poi Massimo Nava, che si occupa dello spirito di un paese che rivive in piazza. La Francia si è risvegliata, ha ritrovato fermezza, unità, passione civile e orgoglio, ha messo nell'angolo i profeti di sventura, i teorici del declino, i predicatori dell'oscurantismo, e ha saputo scrivere una pagina coraggiosa, il patto rinnovato della République. La Francia migliore, scrive l'inviato del Corriere a Parigi, si è risvegliata e ha messo all'angolo i profeti di sventura, gli oscurantisti, riuscendo a riunire attorno a sé il mondo rappresentato da decine di capi di Stato. L'altro commento ancora in prima pagina sul Corriere della Sera è quello di Aldo Cazzullo. Guardia alta, ma chiudersi è un errore. Forse per la prima volta nella storia ieri a Parigi si è vista in campo l'Europa, scrive Cazzullo, che evidentemente ha visto qualcosa di diverso da quello che hanno visto milioni di persone. L'unica bandiera che non c'era era proprio quella europea. Ad ogni modo, l'attacco a uno dei suoi valori fondativi, la libertà di espressione, ha innescato una reazione che gli attentati molto più sanguinosi di Madrid e Londra non avevano suscitato, scrive Cazzullo. Sullo stesso tema, anzi più focalizzato ancora sull'Europa, il commento di Beppe Severnini. Anche lui ha visto ancora più distintamente ciò che non si è visto. Ad ogni modo, i nostri giovani ora sapranno cos'è l'Europa. Ventenni e trentenni ieri, scrive Severnini, si sono resi conto che l'Europa libera non è un gentile omaggio. Qualcuno l'ha costruita per loro, ora devono mantenerla con amore e precisione, senza intolleranza, ma con intransigenza. La giovane Europa sarà capace di vincere questa battaglia, scrive mazzinianamente Severnini. Tanti ragazzi in piazza, la libertà non è un cadeau e ogni generazione deve conquistarsi la sua pace. I nostri figli avranno anche il compito di sconfiggere il terrorismo e il fondamentalismo. Prima dell'editoriale, in taglio alto, poi lo vediamo meglio successivamente, il Corriere Repubblica, l'intervista di Oriana Fallaci all'Ayatollah Khomeini nel 79. L'Islam è tutto, la democrazia è un concetto equivoco. Così il Corriere riassume ciò che disse Khomeini ad Oriana Fallaci dal libro Intervista con il potere, ripubblicato da Rizzoli nel 2009. Ma ancora orrore in prima pagina sul Corriere della Sera dalla Nigeria. Il movimento islamista Boko Haram fa saltare 3 bambine kamikaze, con numerose vittime naturalmente, in 2 giorni. Orrore senza fine in Nigeria. Altre 2 bambine di 10 anni si sono fatte saltare in un mercato, uccidendo 7 persone. L'attentato si è verificato all'indomani della strage a Maiduguri, compiuta da una bimba kamikaze, dove sono morte 19 persone. Ieri, secondo i testimoni, le 2 bambine sono arrivate al mercato a bordo di un triciclo a motore. Una di loro ha innescato e fatto detonare la sua bomba, mentre l'altra, che era ancora seduta sul veicolo, ha fatto esplodere la sua. Questo Boko Haram in Nigeria. Ancora dalla prima pagina del Corriere della Sera, per chiudere, c'è lo scrittore torinese Paolo Giordano. Tra la folla ho afferrato che vincerà la liberté. Una folla commossa, un esercito di pace, ma non saremmo qui in tanti se così gravi non fossero il dolore e la minaccia. E veniamo all'editoriale, lo leggiamo subito, poi passiamo alle altre prime pagine di oggi. L'editoriale del Corriere della Sera firmato dal professor Angelo Panebianco, la guerra in casa che non capiamo, musulmani integralisti e moderati, anche se Panebianco poi dirà la distinzione fra
integralisti e moderati non la faccio mia, non mi appartiene, non la condivido, ma comunque la guerra portata dall'estremismo islamico in Europa non è asimmetrica soltanto in senso militare, lo è anche in senso culturale, scrive Panebianco, a svantaggio di noi europei e a vantaggio dei jihadisti. Loro ci comprendono e se non altro conoscono i nostri punti deboli. Noi non li comprendiamo. Un segno di questa incomprensione è il fatto che tanti europei mostrano di condividere una falsità, cioè che chi uccide in nome di Dio non sia un vero credente, dimenticando che gli uomini si sono sempre ammazzati fra loro in omaggio a un Dio o a un pugno di dei. È vero che gli europei non sono più disposti a farlo, ma ciò dipende anche dal fatto che sono tanti gli europei che non credono più in Dio. L'Europa è infatti il più secolarizzato continente del mondo. Chi non crede in Dio fatica a capire gli assassini in nome di Dio, sembrano marziani e alieni. Sulla durata e gli esiti di un conflitto che tutti temiamo lungo e sanguinoso, quante cellule pronte a colpire esistono già in Europa? Inciderà l'andamento delle guerre in atto fra l'estremismo islamico e i suoi nemici musulmani e occidentali in tanti scacchieri del Medio Oriente, dell'Africa e dell'Asia. Eventuali dure sconfitte militari dell'estremismo islamico nei diversi scacchieri potrebbero gradualmente indebolire la sfida jihadista qui in Europa, mentre per contro i successi militari potrebbero aggravarla. Ma la durata e gli esiti del conflitto saranno anche influenzati da quanto accadrà dentro le comunità musulmane europee. Si tratta di capire se il finto unanimismo di cui quelle comunità si servono oggi come un paravento verrà messo da parte ed emergeranno le divisioni fra quelli che potremmo definire i contaminati da noi, dalle nostre libertà, e gli incontaminati, i puri. La condanna generica dei jihadisti di Parigi, il mantra secondo cui essi avrebbero danneggiato prima di tutto l'Islam, insomma le posizioni sulle quali si sono attestati i rappresentanti delle comunità islamiche europee, nascondono anziché chiarire, tentano di occultare contiguità e continuità culturali. Così facendo alimentano ancora una volta l'ambiguità e costringono persone accomunate dalla fede musulmana, ma con atteggiamenti presumibilmente fra loro diversi, sotto una stessa etichetta. Se crediamo sul serio che l'Occidente, con la separazione fra religione e politica, coi suoi diritti, con l'uguaglianza formale, con le libertà individuali, rappresenti un modo di vita più attraente di altri per molti uomini che ne sperimentino i benefici, allora dobbiamo credere che diversi musulmani, viventi da tempo in Europa, abbiano trovato il modo di far convivere pragmaticamente la loro fede con le libertà occidentali, nonostante la loro religione non abbia mai fatto i conti con la modernità, come il presidente egiziano Al-Sisi ha denunciato nel suo dirompente discorso all'Università di Al-Azhar al Cairo. Poi lo sentiamo stamani in Onda Libera perché è un discorso di una grandissima chiarezza, quello del presidente egiziano Al-Sisi. Nonostante dunque la loro religione non abbia mai fatto i conti con la modernità, questi sono i musulmani contaminati dal nostro modo di vivere, ma che non per questo rinunciano a pregare nella religione dei padri. Il guaio è che essi devono fare i conti con un'altra parte numerosa e anche assai ben finanziata dalle petromonarchie e dagli altri regimi musulmani, cioè gli incontaminati, i portavoce dell'Islam puro, ipertradizionalista, anti-occidentalista, nelle varianti fra loro antagoniste wahhabita e dei fratelli musulmani. È qui, fra gli incontaminati, che si trovano i predicatori che alimentano atteggiamenti di rifiuto della cultura occidentale, anche quando si accompagnano a un provvisorio rispetto delle nostre leggi. È qui il brodo di coltura da cui emergono anche le frange estreme jihadiste. Sono questi musulmani che pensano che un giorno, in Europa, dovrà essere riconosciuto un ruolo pubblico alla Sharia, alla legge islamica. Peraltro, nei tribunali britannici già è stato riconosciuto questo ruolo. La distinzione contaminati-incontaminati qui utilizzata, scrive Panebianco, non ha nulla a che fare con quella fasulla fra Islam moderato e immoderato. Chi usa quest'ultima divisione, in realtà, cade nella trappola concettuale in cui vogliono farlo cadere i fondamentalisti. Si finisce quasi sempre per chiamare moderato un wahhabita o un fratello musulmano soltanto perché prende le distanze dall'azione sanguinaria dei jihadisti del momento, perdendo così di vista le continuità culturali, la comune lettura ipertradizionalista dei testi sacri. L'islamicamente corretto in cui continuano a indulgere tanti europei
Non è solo patetico, è pericoloso. Fornisce alibi quando non se ne dovrebbero più fornire e non aiuta le comunità musulmane a far esplodere al loro interno il confronto aperto e duro fra le diverse componenti. Se i musulmani che vogliono integrarsi in Europa, conclude Panebianco, riuscissero a prevalere sui tradizionalisti anti-occidentali, allora, nonostante la cupezza del presente, potremmo pensare con un po' più di fiducia e di ottimismo al futuro. Se invece continueranno a prevalere i finti unanimismi, le ambiguità, le ipocrisie, i guai potranno soltanto aumentare e perderemmo tutti. Dalla prima pagina del Corriere passiamo rapidamente alla cronaca milanese, peraltro. Blindati i luoghi di culto islamici, scrive ancora il Corriere in cronaca di Milano, summit in prefettura, si temono ritorsioni contro gli islamici a Milano, più controlli sugli obiettivi israeliani. Piano di sorveglianza per le stazioni del metro, subito rinforzi a polizia e carabinieri. La fotografia è quella della manifestazione tenutasi ieri a Milano davanti al consolato francese, ne parleremo poi in onda libera con un servizio fatto ieri, giusto appunto, matite, cartelli, bandiere al cielo, bandiere naturalmente della Francia, che ne abbiano visto alcuni commentatori che abbiamo citato prima come Cazzullo e Severnini, ma l'abbiamo visto tutti in televisione, le bandiere erano quelle delle nazioni casomai, e in particolare della Francia, non l'Europa, ma questa è una notazione politica certamente molto importante e che però la dice lunga. Nel momento di paura, di timore, ma anche di commozione, di unità e di speranza e di vicinanza fra gli uomini, rispuntano le vere patrie, diciamo così. Le patrie, il senso di appartenenza si esprime in maniera più autentica e l'Europa non c'è, non è un giudizio di valore, è una constatazione. Mentre il sindaco di Milano Pisapia a Parigi ha incontrato l'omologa, la sindaca della capitale francese Anne Hidalgo, garantiremo la sicurezza, ma è polemica, scrive il Corriere della Sera. Pisapia a colloquio col sindaco di Parigi, è doveroso potenziare i controlli, ma dobbiamo credere nel dialogo, dice il sindaco di Milano. In centinaia al presidio di solidarietà al consolato francese, più di 1 migliaio di persone. In piazza PD e radicali, cioè in realtà un paio di esponenti, uno del PD, uno dei radicali, Cappato, e dall'altra parte Emanuele Fiano, assente il centrodestra, scrive il Corriere della Sera. La comunità ebraica dice: vorremmo vedere gli islamici sfilare anche con i cartelli con scritto Je suis juif, sono ebreo. Mentre c'è stata una manifestazione, la cui data era già stata fissata 2 mesi fa, per festeggiare la nascita di Maometto, le comunità pakistane di Milano e Hinterland si erano date appuntamento davanti alla stazione centrale, una breve sfilata in via Vittor Pisani e una preghiera comune in piazza Duca d'Aosta. Poi sono successi i fatti di Parigi e gli organizzatori non ci hanno pensato 2 volte, scrive il Corriere della Sera. Il compleanno del profeta si è trasformato in una marcia per condannare il terrorismo, sullo stile di quello che diceva prima Panebianco, le condanne, diciamo così, standard. Peraltro non proprio tutti all'interno del corteo dei pakistani a Milano, scrive il Corriere, la pensavano così. Uno dei manifestanti, intervistato da una giornalista di Studio Aperto, ha dichiarato che il profeta Maometto sarebbe stato d'accordo con gli omicidi di questi giorni, perché nessuno deve parlare male di un'altra religione. E subito dopo un altro manifestante pakistano si è avvicinato alla giornalista di Italia 1, le ha abbassato il telefono e l'ha invitata ad allontanarsi. Atteggiamenti per fortuna isolati e del tutto in contrasto, scrive il Corriere, con le tante manifestazioni di solidarietà arrivate da parte delle comunità islamiche milanesi alle vittime degli attentati di Parigi. Sempre poi dal Corriere della Sera in cronaca di Milano, già che ci siamo, una segnalazione anche per un'altra questione. Regione Lombardia e rimborsi, in 6 restituiscono i soldi. Per evitare il processo della Corte dei Conti, alcuni consiglieri regionali hanno versato 133.000 euro. Massimo riservo sui nomi, si sa che sono esponenti di partiti della maggioranza e della minoranza. Ma lasciamo la cronaca milanese del Corriere della Sera, un'occhiata anche a quella di Repubblica. A Milano sempre, raccolta firme al QT8 contro la moschea, la protesta dei residenti per il progetto di moschea a Lampugnano. I falchi, scrive Repubblica, minacciano blocchi stradali e azioni legali. Chi rivendica un parco e chi teme l'aumento del traffico. Il Comitato Residenti QT8 Milano annuncia blocchi stradali a sorpresa nelle ore di punta e si è rivolto a un avvocato per la battaglia legale. Il Comitato di Bonola si riunirà domani per studiare strategie di protesta. I fedeli della parrocchia di Piazza Santa Maria Assunta si danno da fare raccogliendo firme.
L'obiettivo per tutti è lo stesso: fermare la costruzione della moschea a Lampugnano di fronte all'ex Pala Sciarpe, per cui il Comune di Milano ha già pubblicato il bando di assegnazione. Ma andiamo alla prima pagina di Repubblica. La rivolta di Parigi, libertà, è il titolo d'apertura di Repubblica, ma sulla sicurezza l'Unione Europea si spacca, cambiamo Schengen, chiede in primis la Francia, ma l'Italia frena. Il trattato di Schengen, la libera circolazione all'interno dell'Unione Europea, è una conquista, fa sapere l'Italia. Il videotestamento di Koulibaly, uno degli attentatori, colui che ha preso ostaggi al supermarket ebraico di Parigi, ho già ucciso per conto dello Stato islamico, dice Koulibaly, mentre gli Stati Uniti fanno sapere che il Vaticano è il prossimo obiettivo. Per quanto concerne i commenti su Repubblica, l'articolo di fondo è del direttore Ezio Mauro, una nuova stagione, il lutto, le lacrime, ma insieme la riconferma e la riconquista di uno spazio di libertà violato dai terroristi assassini nella redazione di un giornale in un negozio ebraico, con 2 milioni di persone in strada che cantavano la Marsigliese e il resto della città ad applaudire. Parigi ha testimoniato qualcosa di più del dolore per le vittime e della resistenza al terrorismo. È la coscienza risvegliata del valore della democrazia in cui viviamo. Democrazia, tolleranza, laicità, lo dicevano migliaia di distintivi, manifesti, messaggi scritti a mano, così come gli applausi alla pattuglia superstite di Charlie Hebdo celebravano, nella libertà di espressione, la passione per la libertà intera. 50 capi di Stato e di governo hanno davvero fatto di Parigi ieri la capitale di un mondo che ripudia la violenza e l'odio perché vuol vivere in pace, difendendo ad ogni costo i diritti di tutti e di ciascuno e l'idea di libertà che è alla base del progetto di Europa, scrive anche Ezio Mauro. Insomma, va forte, diciamo, questa celebrazione dell'Europa attraverso la manifestazione di Parigi di ieri. Per i commentatori italiani, l'Europa politica, conclude il direttore di Repubblica, si è vista forse per una volta per le strade di Parigi, in questa difesa della democrazia da parte di cittadini consapevoli di avere qualcosa per cui lottare e in cui credere, perché è qualcosa che vale. Davvero, come ci ha detto in italiano il premier Valls in un boulevard intitolato a Voltaire, quello di ieri a Parigi può essere un giorno di svolta per l'Europa, l'inizio di una nuova stagione. Tant'è vero che la Francia chiede addirittura di cambiare Schengen e restringere la libertà di circolazione. E appunto questa Europa l'hanno vista solo i commentatori, a dire il vero. Mentre da Repubblica, in prima pagina, c'è l'articolo di Bernardo Valli, il miracolo della République, quello di Gustavo Zagrebelsky, sulla guerra non dichiarabile. Il mondo è diventato troppo complicato, scrive il giurista, per essere tenuto in ordine. Questa è l'unica considerazione obiettiva di fronte non solo alla tragedia di Parigi. Perché guerra non dichiarabile? Perché le risposte dell'Occidente devono andare oltre lo scontro di civiltà, scrive Zagrebelsky. Il mondo è una polveriera impossibile da tenere in ordine, dobbiamo prepararci a difenderci, ma la guerra all'Islam non è il rimedio. Questo è il momento della ragione. C'è poco da stupirsi se la globalizzazione anarchica non ha promosso la pace ma ha diffuso la violenza. Le prime vittime della retorica dei populisti e degli xenofobi sono, avete indovinato, i musulmani moderati e integrati. Le nostre società sono vulnerabili anche sul piano psicologico. Non possiamo rimettere indietro le lancette della storia. Jan Buruma, invece, sempre dalla prima pagina di Repubblica, si sofferma sul fantasma di Theo van Gogh, il regista olandese Van Gogh, assassinato da un estremista musulmano ad Amsterdam poco più di 10 anni fa, aveva molto in comune con Charlie Hebdo. Da Van Gogh a Charlie è la politica il vero bersaglio, scrive Buruma. Anno 2004, l'assassinio del regista olandese di Submission. Anno 2015, il massacro dei giornalisti satirici. Un filo rosso lega i due episodi. Si colpisce chi infrange i tabù per infiammare lo scontro. Più i musulmani si sentono rifiutati, più è facile che sostengano gli estremisti, conclude però Buruma. Infine Ilvo Diamanti si occupa in prima pagina del buon esempio e della paura. I sanguinosi attentati di Parigi hanno matrice religiosa prima che politica, come ha argomentato Eugenio Scalfari, scrive il sociologo veneto, ma sono destinati a produrre conseguenze politiche molto serie in Francia, in Italia, in Europa, al di là delle intenzioni dei terroristi. Gli autori dell'eccidio ai danni di Charlie Hebdo intendevano punire l'offesa contro il profeta e i simboli dell'Islam.
secondo la loro interpretazione estrema del Corano. In questo modo però perseguivano anche una finalità politica, intimidire la patria delle libertà culturali, d'espressione e religiose. Al tempo stesso intendevano radicalizzare l'Islam intorno a un solo nucleo, jihadista, la guerra santa. Trova spazio poi in prima pagina su Repubblica la notizia della morte di Anita Ekberg, aveva 83 anni, la dolce vita non c'è più, titola Repubblica, da Hollywood al mito grazie a Federico Fellini. Ma andiamo alla prima pagina della Stampa. Parigi, la capitale della libertà, milioni di persone di tutte le etnie e religioni in marcia contro il terrore e la paura, titola il quotidiano torinese, mentre in tutta Europa si cerca una strategia comune per l'allarme attentati. E a proposito di sicurezza, il quotidiano nazionale Il Giorno, il Resto del Carlino, La Nazione, si occupa delle norme speciali che sono in arrivo. Governo a caccia di terroristi sul web, il governo in questo caso è quello italiano, stretta sui siti internet come per i pedofili, norme speciali appunto in arrivo, 30 estremisti nel mirino dei servizi segreti, sotto la lente degli 007 italiani almeno 30 persone pro jihad. Nelle intenzioni della nostra intelligence, scrive il quotidiano nazionale, c'è anche l'oscuramento dei siti stranieri legati al terrorismo. Le autorità chiedono più collaborazione da colossi del web come Google e Facebook. Un'eccessiva tutela della privacy protegge gli jihadisti, dice l'intelligence italiana. I nuovi metodi della polizia postale potrebbero usare anche meccanismi di indagine e restrizioni già molto utili nella lotta alla pedopornografia. La polizia ipotizza una collaborazione con esperti di geopolitica. Il commento è affidato al generale Mario Arpino in prima pagina sul quotidiano nazionale, il quale generale Arpino parte da una premessa, una domanda anzi. Che fare è la domanda appropriata, cioè come rispondere a questa minaccia del terrorismo islamico. È la stessa domanda che con ogni probabilità ieri pomeriggio i capi di Stato e i capi di governo avevano in mente mentre sfilavano a Parigi. Chiusura ideologica e settaria da una parte, che ha però ben chiari i precetti e gli obiettivi da conseguire, ostentata determinazione di non scontentare nessuno, il politicamente corretto d'obbligo, dall'altra, cioè da una parte abbiamo una chiusura ideologica, quella dei terroristi islamici, con una determinazione chiara e obiettivi chiari, dall'altra ci siamo noi che siamo nel politicamente corretto e non vogliamo scontentare nessuno. Così però si perde, scrive il generale Arpino. La lotta è su due piani, dove le armi e le idee non possono operare in modo disgiunto. Noi in Europa, con colpevole buonismo e continua mistificazione del concetto di democrazia, abbiamo disarmato ogni nostro vantaggio nel campo delle idee e rinunciato a tutelarci con il rispetto indotto dalle armi. Eppure, almeno all'interno, avevamo superato l'esperienza del terrorismo. Oggi abbiamo sostituito la nostra cultura, le nostre tradizioni e il nostro modo di essere, affogando il tutto in una astratta idea d'Europa che, immobilizzata dagli interessi economici e mutilata di una vera idea politica, sta rivelandosi molto diversa da quella che avevamo sognato. Siamo delusi, scrive Mario Arpino in prima pagina, il generale Arpino in prima pagina sul quotidiano nazionale. Abbiamo perso la spinta, ci siamo adagiati sull'idea di un mondo buono che non esiste. Abbiamo negato le nostre radici, abbiamo creato un vuoto culturale che impigrisce, addormenta, annulla la spinta verso gli ideali ben diversi dalle ideologie. E con il vuoto abbiamo creato un varco facile per chi, per secoli, nella storia ha cercato di prevalere sul nostro tipo di civiltà. Le idee forti, specie per i giovani, sono suggestive, fanno presa. I cattivi maestri oggi possono esercitare senza neanche nascondersi. Ritornando al quesito iniziale, che fare? È innanzitutto necessario fermare la nostra deriva culturale e tornare con coraggio a riprenderci quei valori che hanno da sempre caratterizzato il nostro pensiero, a cominciare da scuola e famiglia. Ma soprattutto, conclude Arpino, è necessario tornare a chiamare le cose e i concetti con il loro nome, altrimenti qualcuno finirà sempre per incespicare nelle parole. Occorrerà poi saper rinunciare a una piccola parte della nostra libertà per la sicurezza comune. A proposito di questo, appunto, Francia e Spagna chiedono di modificare il trattato di Schengen, ma l'Italia lo difende, sempre più avanti, come si dice. Ora più controlli alle frontiere, chiedono Francia e Spagna.
Ma Alfano dice nessun passo indietro. Il ministro francese dell'interno Cazeneuve ha detto che bisogna valutare eventuali revisioni del trattato di Schengen, quello che garantisce la libera circolazione senza frontiere all'interno dell'Unione Europea. Dobbiamo rivedere Schengen per lottare contro il terrorismo, ha detto il ministro dell'interno francese. Angelino Alfano ha risposto così: non possiamo regalare Schengen ai terroristi, è una conquista di libertà, sì ai controlli ma nessun passo indietro. Ci sono tante formule per acquistare un'auto, ma c'è un solo progetto valore Volkswagen. L'unica formula personalizzabile con 3 taglie di rata, small, medium o large. Così scegli se includere estensione della garanzia, manutenzione ordinaria o anche copertura assicurativa. Un esempio? Volkswagen Up con rata small da €109 al mese. E dopo 3 anni puoi sostituirla, restituirla o rifinanziarla. E solo a gennaio, TAN 0 e TAIG 287. Anticipo €1.800. Info su Volkswagen.it. In data odierna ha visto la luce l'avveniristico sistema dell'internet. Questi, fungendo come una titanica ragnatela tessuta da un marcantonico arachnide, congiungerà l'intero globo terracqueo, propagandando la cultura e l'affiatamento dei popoli. Un giorno tutti avremo accesso alla tecnologia. Quel giorno è arrivato. Nuova Ibiza High-Tech con Seat Navi and Drive, completo di navi touch, Bluetooth e audio streaming a €9.550 e tasso zero. TAIG 314, salvo approvazione Seat Financial Services. Scoprila anche domenica e su seatitalia.it. A scuola di business. Oggi musica. Come accordare tecnologia, efficienza e convenienza con un'occasione imperdibile. Fino al 31 marzo con i furgoni Transporter e Caddy il pacchetto Tech and Sound è in omaggio. E da oggi gli strumenti giusti per il tuo lavoro sono ancora più accessibili. Per te finanziamento a TAN 0 e TAIG 239 e polizza furto e incendio per un anno gratuita. Questa sì che è musica. Volkswagen Veicoli Commerciali. La prima regola per lavorare bene. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. E torniamo brevemente al Quotidiano Nazionale per segnalare anche il commento di Pierfrancesco De Robertis sull'inutile Lady Pesch, cioè la ministra degli esteri europea, nel caso specifico l'italiana Mogherini. Peraltro il ruolo in sé, che è sempre stato inutile, a prescindere dal fatto che attualmente sia ricoperto da un'italiana, ma era un grande risultato del governo italiano aver messo un'italiana in un ruolo inutile. L'inutile Lady Pesch. E sempre dal Quotidiano Nazionale il video testamento del terrorista Hamedi Koulibaly, colui che ha preso in ostaggio persone, ha ammazzato 4 persone al supermercato ebraico di Parigi. Il video testamento dice: il califfo vi attaccherà ancora. Filmato diffuso sul web dopo gli attacchi. Smettete di colpire lo Stato islamico. L'ISIS, dice Koulibaly. Omicidi ingiustificati. La madre e le sorelle hanno fatto le condoglianze alle famiglie delle vittime con queste parole: omicidi ingiustificati. Quello che abbiamo fatto è del tutto legittimo, dice invece il terrorista nel video postumo, diffuso postumamente, è del tutto legittimo visto che voi ci bombardate. Poi c'è la storia del signor Farid Benyetou, il quale arruolò i 2 fratelli killer, i 2 fratelli Kouachi, protagonisti dell'altro blitz terroristico contro la redazione di Charlie Hebdo. Li ha arruolati lui e ora fa l'infermiere. Il giornale aggiunge: nello stesso ospedale in cui sono ricoverati i sopravvissuti alla strage. Era l'ideologo nel suo ospedale, i feriti della strage. Sospeso temporaneamente, i colleghi ora lo difendono. È una persona seria e discreta. È la storia di una sorprendente riconversione, scrive il Quotidiano Nazionale. Farid Benyetou, l'ex emiro della filiera dei But Chaumont che ha indottrinato i fratelli Kouachi, autori della strage di Charlie Hebdo, occupa dallo scorso dicembre un posto da infermiere stagista nel pronto soccorso dell'ospedale parigino della Pitié-Salpêtrière, lo stesso in cui è stata ricoverata parte dei feriti della strage. Imam ed emiro autoproclamato, nato nell'81, Farid Benyetou, che in una delle poche foto disponibili appare con gli occhiali scuri e una keffiyeh rossa sul capo, era noto nel 19° arrondissement di Parigi e nella vicina moschea Ad-Dawa per le sue prediche radicali, seguito dagli 007 francesi già dall'inizio degli anni 2000, che notarono la sua vicinanza con un gruppo salafita. Benyetou incontrò nel quartiere i fratelli Kouachi. Ai 2 orfani nati in Francia di origini algerine,
Il ragazzo inculcherà ben presto la sua visione radicale della religione, facendone i suoi primi seguaci. Benyetu riuscirà anche a convincere Sherif, il fratello più giovane della strage a Charlie Hebdo, ad andare in Iraq per combattere con Al-Qaeda. In alcuni documenti diffusi dalla rete pubblica francese France 3, in un documentario trasmesso nel 2005, Sherif si presenta come studente diligente di Benyetu e specifica il contenuto delle lezioni di religione impartite dal suo mentore. Farid Benyetu mi ha detto che i testi hanno dato prova dei benefici degli attacchi suicidi. È scritto nei testi che è bene morire martire, diceva Sherif, uno degli attentatori a Charlie Hebdo, nel 2005, a proposito del suo maestro. Nel 2008 il maestro Benyetu, l'imam, viene condannato a 6 anni insieme a Kouachi per associazione di stampo terroristico. Esce però nel 2011, si iscrive a un corso di formazione infermieristica prima di venire accettato nel dicembre scorso nel pronto soccorso della Pitié-Salpêtrière. Citati da Le Parisien, i medici che hanno lavorato a fianco dell'infermiere stagista e già reclutatore dei 2 fratelli Kouachi parlano di un allievo studioso e discreto, anche se i tragici eventi degli ultimi giorni hanno indotto la direzione dell'ospedale a sospendere il praticantato di questo personaggio. Mentre c'era un ostaggio che pregava Allah e così si è salvato, io ebreo mi sono finto islamico nell'assalto al negozio kosher di Parigi, ripetevo le sue parole, dice un anziano sopravvissuto. La mia fortuna è che quell'uomo aveva voglia, Koulibaly, citato prima, di parlare, di chiacchierare. Così un 70enne ebreo, Eli Vaknin, trovatosi venerdì di fronte a 2 Kalashnikov spianatigli contro da un combattente islamico alto come l'ingresso del negozio, è riuscito a salvarsi. Aveva i jeans intrisi del sangue di altre vittime, ma era incolume. Sia lodato il cielo, è finita bene, ha detto alla radio militare israeliana. Originario del Marocco, Vaknin si esprime in arabo fluentemente, forse meglio ancora di quanto lo padroneggiasse Hamedi Koulibaly, l'assalitore che per 5 ore ha tenuto 16 persone in ostaggio in quel negozio. Gli ho detto che ero originario del Marocco, lui ha voluto sapere se fossi islamico. Gli ho risposto che ero un Moussaoui, sarebbe la stirpe di Mosè, dunque ebreo, ma lui non ha capito bene quel termine, ha pensato che fosse una corrente minoritaria dell'Islam. Da quel momento ha cominciato ad avere gradualmente fiducia in me. L'irruzione di Koulibaly nell'emporio ebraico era stata terribile. 4 persone sono cadute immediatamente sotto i suoi colpi. In un ambiente così piccolo gli spari sembravano cannonate, osserva Eli Vaknin, sopravvissuto, ma poi la situazione si stabilizza. Koulibaly provvede a sbarrare tutti gli accessi e prende a concionare. Ammazzo tutti gli ebrei, tutti i cristiani, tutti gli infedeli. Ho combattuto in Mali, io. Anche in Afghanistan, nello Yemen, sono dello Stato islamico. Allahu Akbar. Intorno gli ostaggi gemevano impauriti. Vaknin ha allora intuito che occorreva distrarlo con la conversazione. Da islamico a islamico gli ha fatto presente che, essendo venerdì, i cadaveri delle sue vittime dovevano essere sotterrati prima di fine giornata. Koulibaly si è opposto, ma gli ha consentito di chiudere loro gli occhi. A fior di labbra, Vaknin ha mormorato per loro Shema Israel, la preghiera dell'ebraismo. Su richiesta di Koulibaly, Vaknin lo ha poi condotto nella postazione internet del negozio. Mentre l'uomo era impegnato in un primo contatto col mondo esterno, alle sue spalle Vaknin inoltrava SMS alla polizia. Poi avrebbe lasciato il telefono aperto perché gli agenti potessero seguire in diretta gli eventi. L'anziano ebreo ha quindi suggerito al suo sequestratore di pregare assieme. Koulibaly dirigeva il rito, Vaknin ripeteva le sue parole. Dopo 5 ore, Vaknin ha notato che all'esterno gli agenti si preparavano all'irruzione e ha sussurrato ai compagni di sventura di tenersi pronti a lanciarsi a terra. Lo hanno attaccato da 3 direzioni. Quando tutto è finito, aveva 35 proiettili in testa, racconta l'anziano ebreo che si è finto islamico pregando Allah insieme all'assalitore. Con ciò lasciamo anche il quotidiano nazionale, anzi c'è un'ultima notizia da dare, una brutta notizia di cronaca, ragazzina violentata nel parco, siamo in quel di Ravenna, o ci sta, io chiamo i miei amici, è successo a Ravenna in pieno giorno, arrestato l'amico 15enne, un giovane di 15 anni di origini marocchine, la vittima 14enne italiana.
Lasciamo però appunto il quotidiano nazionale e andiamo a dare un'occhiata alla prima pagina de Il Giornale. Tanta piazza, pochi fatti è il titolo d'apertura del quotidiano diretto da Alessandro Sallusti. A Parigi 3 milioni di persone, i leader mondiali dicono no al terrorismo, ma sulle contromisure vince già il buonismo. Allarme degli Stati Uniti, il Vaticano prossimo bersaglio, ma i nostri giudici condannano Magdi. Magdi Cristiano Hallam è stato infatti condannato con un capovolgimento della sentenza di primo grado dalla Corte d'Appello di Milano per un articolo pubblicato sull'UCOI, l'Unione delle Comunità Organizzazioni Islamiche in Italia, di stampo Fratellanza Musulmana. La nostra lotta al terrorismo, i giudici condannano Hallam, titola Il Giornale, a pagina 7 l'articolo di Stefano Zurlo. Il verdetto contro il giornalista a Milano nel giorni degli attentati in Francia. Per i magistrati ha offeso i musulmani. Nel 2007 aveva solo predetto tentano di imporci lo Stato islamico. In primo grado era stato assolto, riconosciuto il diritto di critica, adesso sentenza capovolta. Siamo tutti Charlie Hebdo, scrive il Giornale. Tuttavia l'asticella della libertà di parola non è fissata una volta per tutte, oscilla, può salire ma può anche scendere ed essere compressa quando le parole sono un atto d'accusa. È capitato in questi giorni drammatici, innescando un cortocircuito inquietante fra la tragedia di Parigi e il Palazzo di Giustizia di Milano, dove Magdi Cristiano Hallam, giornalista e scrittore, è stato condannato per il suo j'accuse contro l'UCOI, l'Unione delle Comunità Islamiche Italiane. Nessun legame diretto fra Italia e Francia, ma una vicenda su cui riflettere, scrive il Giornale. Dunque, Magdi Cristiano Hallam, oggi editorialista de Il Giornale e in passato vice direttore del Corriere della Sera, viene condannato per un articolo in cui attacca il volto più importante dell'Islam italiano, l'UCOI, che deriva dalla Fratellanza Musulmana. In primo grado Hallam era stato assolto. I giudici del Tribunale Civile di Milano gli avevano fatto scudo dietro il principio della libertà di critica. Oggi quella protezione viene tolta dalla Corte d'Appello, che capovolge il verdetto e condanna Hallam a risarcire l'UCOI. Un dietrofront clamoroso proprio nelle ore in cui la Francia e l'Occidente vivono una delle pagine più buie della loro storia e il mondo intero si interroga sulle ambiguità dell'Islam e si chiede dove passa il confine fra l'Islam cosiddetto moderato e quello radicale. Nell'articolo pubblicato nel lontano 4 settembre del 2007, Magdi Cristiano Hallam racconta la storia di Dunia e Taib, allora vicepresidente dell'Associazione Donne Marocchine, aggredita da alcuni connazionali vicino alla moschea di Viale Jenner a Milano. Un grave episodio di intimidazione accaduto nelle nostre strade. Hallam definisce tutti noi italiani vittime inconsapevoli o irresponsabili, pavidi o ideologicamente collusi, che non vogliamo guardare in faccia la realtà, che temiamo al punto di essere sottomessi all'arbitrio o alla violenza di chi sta imponendo uno Stato islamico all'interno del nostro traballante Stato sovrano, scriveva Hallam. Parole attuali, commenta oggi il Giornale. Parole che paiono scritte dopo la tragedia del giornale satirico francese. Parole che in primo grado i giudici avevano ritenuto censurabili perché frutto delle legittime opinioni di Hallam, cioè non censurabili, tant'è vero che appunto era stato assolto in primo grado. Ora invece il giudizio cambia e in secondo grado in appello arriva per Hallam la condanna. Nel pezzo Hallam faceva anche nomi e cognomi di chi sosteneva le tesi dell'Islam più radicale e aveva chiamato in causa l'Unione delle Comunità e Organizzazioni Islamiche in Italia, l'UCOI. Non c'è alcun dubbio, scriveva Hallam, che nelle moschee e nei siti islamici dell'UCOI e di altri gruppi islamici radicali si legittimi la condanna a morte degli apostati e dei nemici dell'Islam. Sarebbe questo il punto controverso che avrebbe portato alla condanna di Hallam. Per i magistrati non si tratterebbe di libertà di critica, ma di diffamazione. La verità, spiega al Giornale l'avvocato Luca Bauccio, legale dell'UCOI, è che Hallam ha scritto il falso. Non è vero che l'UCOI dia copertura alle tesi dell'Islam più violento. Anzi, l'UCOI è l'unica associazione di matrice islamica che abbia firmato la Carta dei Valori e ammessa alla consulta dell'Islam, Ministero dell'Interno. Il tema è difficile e scivoloso, conclude il Giornale, ma certo Hallam è uno degli opinionisti più acuti e duri nei confronti dell'Islam e della minaccia che oggi le schegge militarizzate del jihadismo rappresentano per l'Italia.
L'articolo incriminato si concludeva con una domanda angosciante che 8 anni dopo è ancora lì. Continueremo a imitare lo struzzo, scriveva Hallam, votato al suicidio nell'attesa che i terroristi islamici attuino la loro giustizia qui a casa nostra? Un quesito che Hallam rilancia oggi. Io racconto la realtà dell'Islam che i tanti commentatori politically correct non vogliono sentire. L'Islam, scriveva Hallam, è incompatibile con la nostra democrazia e la nostra civiltà. Anzi, questo lo dice oggi Hallam. In gioco non c'è solo la mia libertà di parola, ma quella di tutti noi. Così il giornale in prima pagina. Il commento in prima pagina è però quello di Alessandro Sallusti. Piazze piene a Parigi e un po' in tutta Francia. Milioni di persone hanno giustamente voluto dare fisicità allo sdegno contro il terrorismo, alla difesa delle nostre libertà. Capi di Stato e di Governo di tutta Europa e non solo, che hanno aperto il corteo mettendo da parte rivalità e distinguo, come in una famiglia colpita dal lutto. Il giorno del funerale del caro estinto ogni tensione si assopisce in nome di un dolore più o meno sincero. Bello spettacolo, scrive Sallusti, ma in quella fiumana umana c'era un grande assente, mancava il simbolo che gli americani hanno esibito con orgoglio all'indomani dell'11 settembre, la bandiera. Non abbiamo visto una sola bandiera europea sventolare ieri a Parigi e non poteva essere diversamente perché noi europei non siamo né popolo né nazione. Siamo a malapena, purtroppo, una moneta che è in realtà il marco tedesco col nome cambiato. Chi legge potrà dire stupidi dettagli, che c'entra la bandiera? Non è vero, scrive Sallusti. Da che mondo è mondo i popoli si stringono alla bisogna attorno ai loro simboli e l'Europa non ha simboli perché non è. Altrimenti non ci avrebbero lasciati soli e a mani nude ad affrontare l'invasione musulmana. Altrimenti domani partirebbe un'azione militare congiunta per affondare i barconi della tratta umana sulle coste della Libia. Altrimenti la Germania avrebbe annunciato il suo via libera allo sforamento del parametro del 3% deficit-PIL, che sta strangolando i paesi euro, con conseguenze importanti anche nella lotta al terrorismo. Tanta piazza, nessun fatto, conclude Sallusti, per la gioia degli islamici che sanno di poter continuare indisturbati la colonizzazione. Anzi, un segnale c'è stato, la divisione tra i paesi che chiedono di rivedere il trattato di Schengen sulla libera circolazione all'interno della comunità, Francia e Spagna, e gli altri, convinti che tutto debba restare com'è. Mi sembra di capire, osserva ancora il direttore del giornale, che celebrato il lutto, tutto rischia di rimanere come prima, fino al prossimo attentato, che per i servizi segreti americani sarà in Vaticano. Nelle pagine interne poi il giornale puntualizza Marine Le Pen bandita dalla manifestazione, ma l'emiro e il turco sfilano tra i buoni. Per Hollande l'unico nemico è il Front National, che gli ruba voti, e non chi finanzia gli estremisti come il Qatar o li accoglie come la Turchia, che ha lasciato andare la super ricercata Hayat, scrive Jean-Michel Essin. Vogliono escluderci, ha detto Marine Le Pen, è una scelta sciagurata, noi andremo a manifestare in provincia. E poi ancora, anche il giornale si occupa del maestro dei fratelli Kouachi, gli autori della strage a Charlie Hebdo, che ora cura i feriti di Charlie, anche se è stato sospeso dall'ospedale a quanto pare. L'addestratore dei due fratelli terroristi fa l'infermiere nell'ospedale di Parigi dove sono ricoverati i superstiti. E poi ancora soldi e islamisti, così il Qatar ha invaso la Francia, il pezzo è sempre di Jean-Michel Essin, petrodollari al calcio e alle banlieue mentre coltivavano i jihadisti, una paradossale e cieca dipendenza politica e finanziaria in Francia dal Qatar. E ancora l'Unione Europea divisa sulle misure, ma Renzi difende Schengen, Francia e Spagna vogliono rivedere il trattato sulla libera circolazione per contrastare il terrorismo, contrario il governo italiano. Alfano dice non arretriamo sulle conquiste di libertà. Ed è scontro anche sulle liste dei passeggeri dei voli. Matteo Salvini chiede più controlli alle frontiere, per Forza Italia Laura Ravetto, Forza Italia lotta per i fondi alla sicurezza. Mentre i servizi statunitensi al Vaticano fanno sapere siete il prossimo obiettivo, la rivelazione della TV israeliana confermata dalla Bild tedesca. Ci sono anche intercettazioni che documenterebbero come il Vaticano sia il prossimo obiettivo. In Toscana, scrive Fausto Biloslavo su Il Giornale, la culla dell'integralismo dove si è radicalizzata la terrorista italiana.
Maria Giulia Sergio, 27 anni, diventata Fatima dopo la sua conversione all'Islam. Secondo il Viminale sarebbe diventata una jihadista in guerra contro l'Occidente. Ma il giornale parla anche di Shavkat Krasniqi, imam itinerante poi arrestato, è stato a parlare a Siena e a Grosseto. Maria Giulia, diventata Fatima, si radicalizza grazie al marito albanese e va a vivere a Grosseto con la famiglia di lui. Anche Bilal Bosnic nel 2012 e 2013 viene a parlare alla comunità islamica vicino a Siena e a Grosseto in Toscana, arrestato nel 2014 per reclutamento di jihadisti da spedire in Siria. E sempre dal giornale il commento di Marzio Mian: fascisti? No, i jihadisti sembrano bolscevichi. La sinistra accomuna il nuovo nemico alla destra ma sbaglia in pieno. La povertà di certi intellettuali. Mentre il docente francese, sempre ambiguo sull'estremismo e nipote del fondatore dei Fratelli Musulmani Tariq Ramadan, esce allo scoperto e dichiara: non sono Charlie Hebdo. Dopo l'attacco alle Torri Gemelle e da lì in poi, l'intellettuale islamico Tariq Ramadan si è sempre distinto per l'ambiguità delle sue posizioni, scrive il giornale. Inviti alla cautela sulle colpe delle Torri Gemelle, sottili distinguo, un contributo versato ad Hamas, spiegato come aiuto umanitario. Anche dopo la strage di Charlie Hebdo, l'intellettuale Tariq Ramadan ha condannato su Facebook, ma senza tradurre il testo in arabo come di solito. L'altra sera, in un dibattito radiofonico, la deputata Suad Sbai è riuscita a farlo uscire allo scoperto chiedendogli: lei direbbe Je suis Charlie? Finalmente una risposta inequivocabile. No, ha detto Ramadan. Infine, sempre dal giornale, Molotov e minacce islamiche, giornali ancora nel mirino, come accadde a Charlie nel 2011, un attentato ha incendiato la sede del quotidiano Morgenpost di Amburgo, in Germania, che ha ripubblicato le vignette, come tanti altri giornali in Germania. Evacuato anche il quotidiano Le Soir in Belgio. Nel mirino le marce anti-Islam del movimento tedesco Pegida. Con ciò lasciamo anche il giornale. Ultima segnalazione, l'articolo di Gianmaria De Francesco sugli imbecilli scatenati sul web fra complotti e teoremi, grillini, sinistre e anti-americani. I dietrologi sono scatenati, negano perfino l'esecuzione del poliziotto perché c'era poco sangue. E lasciamo con ciò appunto il giornale e andiamo a dare un'occhiata anche al primo piano del secolo XIX di Genova. L'America si defila da Obama fino all'ONU. Ieri a Parigi non c'erano, non c'è nemmeno Holder in città per un summit. Ma Obama, dov'è Obama? E il segretario generale dell'ONU Ban Ki-moon, perché non è a Parigi? Che impegno aveva di più urgente e di più importante? Nei corridoi del Palazzo di Vetro, scrive da New York Renzo Cianfanelli, vuoti per il rito del fine settimana, il personale di turno spiega che il segretario dell'ONU Ban Ki-moon venerdì è stato uno dei primi a firmare l'albo delle condoglianze presso la missione permanente della Francia alle Nazioni Unite. Lo stesso segretario generale ha anche sottoscritto una dichiarazione che deve essergli costata, perché abbandonando la sua equidistanza si è allineata con le durissime parole contro il terrorismo pronunciate a Parigi dal presidente Hollande. Quanto a Obama, che pure poco dopo essere eletto presidente ricevette il premio Nobel per la pace, perché se proprio non poteva essere a Parigi non ha sentito l'esigenza di mettere la sua firma su un comunicato come quello che ha rilasciato Ban Ki-moon? Mistero. Alla Casa Bianca si spiega che gli Stati Uniti, nella marcia di Parigi contro il fanatismo e il terrorismo, la più grande manifestazione popolare dal 68, l'amministrazione americana è stata rappresentata dal procuratore generale Eric Holder. Peccato però che lo stesso Holder, ministro della giustizia e massimo garante con Obama delle istituzioni democratiche statunitensi, pur trovandosi a Parigi, nella grande marcia non si è fatto vedere, come d'altronde il segretario di Stato e capo della diplomazia americana John Kerry. Come mai? Holder aveva un impegno indifferibile, una riunione col vice segretario del Dipartimento Sicurezza Internazionale negli Stati Uniti, dicono gli addetti del ministro della giustizia. Ma il quotidiano genovese si occupa anche, e lo fanno anche gli altri giornali a dire la verità, delle primarie per la candidatura a governatore da parte del PD. Ha vinto la renziana Paita, ma la Liguria si spacca. Voto inquinato. Cofferati evoca il ricorso alla magistratura, ai pubblici ministeri. La candidata burlandiana ha vinto, ma con fortissime contestazioni anche di irregolarità e di legalità di Cofferati. E poi hanno votato nordafricani, cinesi
e via dicendo. C'è la solita contestazione su chi è andato alle primarie del PD. Raffaella Paita vince le primarie liguri del centro-sinistra, ma con uno scarto di 4.000 voti. Ma la sfida con Sergio Cofferati rischia di avere una coda di veleni superiori a quelli che hanno contrassegnato gli ultimi giorni di campagna elettorale. L'ex segretario della CGIL, Cofferati, non ha accettato l'esito delle primarie, spiegando che chiederà la verifica ai garanti del partito. Sullo sfondo si evoca l'intervento anche dei pubblici ministeri. Pietra dello scandalo, le code anomale di stranieri ai seggi, soprattutto a Spezia, Savona, Albenga e Lavagna. Gruppi di votanti sudamericani e nordafricani che sono comparsi alle urne delle primarie del PD in maniera organizzata, ma soprattutto 1.000 voti di scarto di Albenga su un totale di 1.500 votanti. Una situazione esplosiva nel PD ligure dall'esito imprevedibile, scrive Il Secolo XIX di Genova. Il quotidiano poi riprende il tema anche nelle pagine locali e aggiunge un'altra questione, l'accusa del presidente Rapetti: ma la vita ai seggi delle primarie del centro-sinistra del PD. A Certosa il voto è stato inquinato, elettori respinti, polemiche anche al Campasso, a San Gottardo e a Voltri. 40 i sospetti, dice il presidente Rapetti. Succede di tutto nelle 12 ore di queste primarie del Partito Democratico da affluenza record. Primarie che incoronano Raffaella Paita, candidata del centro-sinistra, correrà per la presidenza della Liguria. I veleni dei giorni scorsi si trasformano in casi sospetti. Lo spettro del voto di scambio, gruppi di elettori accusati di farsi pagare l'obolo di 2 euro da una sola persona, elettori del centrodestra alle urne, anziani indottrinati e poi stranieri. Ma anche l'accusa più pesante: il voto a Certosa potrebbe essere inquinato dalla malavita, scrive a metà pomeriggio il presidente del seggio di Certosa delle primarie, mentre dalle altre parti della Liguria arrivano accuse sulle truppe di cinesi e marocchini assoldati per andare a esprimere la preferenza. Quartiere per quartiere, a pagina 16, il quotidiano genovese Il Secolo XIX racconta gli episodi più oscuri. Walter Rapetti, presidente del seggio di Piazza Petrella a Certosa, lo racconta ancora incredulo. Li ho visti arrivare al seggio verso le 10:30 in gruppo, erano una quarantina, spaesati, non sapevano neanche cosa fossero le primarie del PD. Mi hanno chiesto: è qui che si paga? Ho cercato di spiegare loro che c'era un contributo per gli alluvionati, ma la scena era surreale, e questo lo racconta un presidente di seggio, il seggio di Piazza Petrella a Certosa, un presidente del PD naturalmente, perché stiamo parlando delle primarie del Partito Democratico a Genova. Arrivano questi 40 spaesati, è qui che si paga, hanno preso la scheda, ma non ci credevo, dice Rapetto, mi hanno perfino domandato: ma che cos'è la scheda? L'hanno presa e poi la volevano restituire aperta. Ho dovuto spiegare che il voto è segreto e che quelle schede dovevano richiuderle e piegarle loro. Erano tutti siciliani fra i 50 e i 70 anni. Per loro l'essenziale era solo firmare e non votare. Questo mi ha fatto pensare che fossero stati reclutati. Tutti quanti avevano in mano la moneta da 2 euro. Quel loro comportamento, conclude Rapetti, mi fa pensare che vi sia stata un'alterazione della libertà di voto. Ho intenzione di segnalarlo alla Casa della Legalità di Genova. Agendo così si inquinano le primarie. Non deve essere permesso, dice colui che pure ha fatto il presidente PD in Piazza Petrella a Certosa, uno dei seggi delle primarie del PD in Liguria. Da Certosa a San Gottardo, dove al momento del voto una donna si dichiara elettrice del nuovo centrodestra, rifiutando di sottoscrivere il manifesto delle primarie, e viene allontanata. L'episodio è accaduto nella sede del seggio 57, protagonista un'anziana signora accompagnata dai nipoti. Appariva indottrinata e poco credibile, dice la presidente di seggio. Nel quartiere di Marassi, seggio di Villa Piantelli, vota il coordinatore metropolitano della sezione del nuovo centrodestra, Alessio Melizzi. Poi cambia lo scenario. Estremo ponente, quartiere Collinare Voltri 2. Nel seggio 4 gli scrutatori redigono un verbale per denunciare il ripetuto intervento di un esponente di un comitato locale, che avrebbe portato a votare decine di persone, circa una ventina quelle che poi hanno espresso la loro preferenza, pagando solo lui di tasca propria l'obolo di 2 euro. E poi ci sono altrove
le code di cinesi e marocchini assoldati per andare a esprimere le preferenze alle primarie del PD a Genova. Pubblicità, previsioni del tempo e poi vediamo anche le altre prime pagine. Vuoi iniziare il nuovo anno in bellezza? Con Vichy ti conviene. Oggi in farmacia acquista 2 prodotti viso Vichy. Il secondo lo paghi la metà. Buono sconto del 50% applicato sul prezzo praticato dal rivenditore sul prodotto meno caro. Operazione a premi valida dal 7 gennaio al 28 febbraio 2015. Regolamento integrale su vichy.it. Ecco l'ultimo modello. Bello, eh? E le app, come le scarico? Qui c'è Spotify. E Glimpse? Ce l'ha Glimpse? Certo, anche l'attivazione vocale. Ah, finalmente! È proprio quello che volevo. La vuole coi cerchi in lega o senza? Usa la tua fiesta come uno smartphone e sei sempre connesso alle tue app. Con Sync with Uplink puoi usare le tue app mentre guidi. Ford Fiesta 5 poste al prezzo della 3 porte a 9.950 euro. E in più anticipo 0, TAN 3,95, TAG 5,99. A gennaio sempre aperti, anche la domenica. Non riesco a immaginare la mia vita senza di lei. È il mio primo pensiero quando mi sveglio e l'ultimo quando vado a dormire. Ci ho messo anni per trovarla, ma è stato amore a prima vista. L'ho sistemata e ora va che è una meraviglia. Uso regolarmente esso Supreme Diesel perché contribuisce a migliorare l'efficienza dei motori diesel e ridurne le emissioni. Lo consiglio a tutti quelli che entrano nella mia officina. Vero, Rita? Nuovo esso Supreme Diesel. Te lo consiglia Aldo. Provalo subito. Limitazioni e condizioni su carburanti.esso.it. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Missione possibile, il trasloco della tranquillità. Se devi traslocare, la missione è possibile. Grillo Antonino Traslochi. Scopri tutti i nostri servizi su www.grilloantonino.it. Salve, sono Giovanna della Mondoflex. Mondoflex. Adesso su tutta la nostra produzione, saldi, saldi, saldi. Venite a trovarmi, vi aspetto. Mondoflex, reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Crema, Castelmella, Brescia e a Desenzano sul Garda. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. La notte di RPL diventa magica. Percorsi nella memoria. Lasciati emozionare. Un mondo di musica per risvegliare le tue emozioni. Davide Volpin ti aspetta il martedì notte dalle 23:30 per viaggiare alla ricerca della passione, dell'energia e della magia della musica. Percorsi nella memoria. Martedì sera alle 23:30 su Radio Padania Libera. Che tempo farà? Le previsioni meteorologiche di Radio Padania Libera. A tutti buongiorno dal centro geofisico prealpino di Campo dei Fiori. Oggi sereno o poco nuvoloso con passaggio di nubi alte e sottili, esaurimento del vento, in serata banchi di nebbia sulla pianura. Martedì al mattino soleggiato su Alpi e Prealpi, nuvoloso sulla fascia di pianura con possibili pioviggini. Nel pomeriggio e in serata passaggi nuvolosi estesi su tutta la regione. Mercoledì al mattino nuvoloso su pianure e Lombardia Est, via via soleggiato, asciutto, foschie e banchi di nebbia nelle ore più fredde. Tendenza giovedì nuvoloso su tutta la regione con temperature in diminuzione, possibili pioviggini in serata. Venerdì molto nuvoloso coperto con piogge su tutta la regione e neve oltre 1500 metri. Con questo è tutto, vi saluto e vi auguro buona giornata. Che tempo farà? Le previsioni meteorologiche di Radio Padania Libera. Che bello ritornare a lavorare, incontrare gli amici e tornare a parlare con Giovanna della Mondoflex. Ciao Giovanna! Ciao, è un piacere anche per me sentirvi ogni settimana, veramente. Io ne approfitto, Giovanna, per ringraziarti e come ringraziamo tutti i nostri sponsor, naturalmente, per aver scelto anche quest'anno Radio Padania Libera, perché ridendo e scherzando, insomma, è anche grazie a voi che Radio Padania prosegue le sue trasmissioni
Giovanna, subito parliamo di saldi, perché sono partiti i saldi alla Mondoflex, ma prima mi spiegavi la differenza tra i saldi veri, quelli belli tosti, hard, e i saldi invece imbroglioni. Vogliamo ricordare quali sono i saldi della Mondoflex? Ma sicuramente. Allora, i saldi della Mondoflex sono saldi veri perché vengono fatti sui prezzi già scontati. Già noi per diciamo il periodo festivo natalizio avevamo fatto degli sconti straordinari, quindi manteniamo quegli sconti e aggiungiamo un ulteriore sconto del 20%. Quindi sugli articoli che erano già scontati del 30, del 40 o addirittura del 50%, mettiamo un ulteriore sconto del 20%, per questo che ti dicevo saldi veri, ma soprattutto, dato che noi ci teniamo tantissimo i nostri clienti, li vogliamo accontentare tutti, i saldi sono su tutta la produzione completa, quindi non solo reti e materassi, ma anche divani, letti, biancheria soprattutto. E poi, come diciamo sempre, per gli ascoltatori di Radio Padania sicuramente un ulteriore sconto, un omaggio, quello che loro preferiscono. Direi di prendere al volo l'occasione, signori, meglio di così non potevamo cominciare l'anno nuovo. Giovanna, vai con un numero di telefono e vai con le sedi Mondoflex. Perfetto, allora 035 69 3138 che è il numero di telefono della nostra sede qui a Treviolo. Poi sapete che siamo presenti anche a Melzo in Viale Norvegia, a Crema sulla strada statale Crema Lodi, a Brescia nel comune di Castelmella e a Desenzano del Garda in via Mantova. E torniamo allora alle prime pagine dei quotidiani di oggi con il Foglio del lunedì, che mette insieme una serie di articoli pubblicati la scorsa settimana sui 3 giorni che sconvolsero l'Europa. Cronaca del massacro di Charlie Hebdo, di ostaggi, di Kalashnikov, di una fuga finita nel sangue e del terrore islamista dentro casa, col commento sotto forma di hashtag Je suis Kouachi e Je suis Koulibaly. Ecco perché. Una pena profonda, scrive il direttore Giuliano Ferrara in prima pagina, e un'ammirazione per il loro fanatico coraggio mi legano ai miei nemici, ai fratelli Said e Sherif Kouachi e Amélie Koulibaly, in un certo senso di origine cristiana. L'hashtag Je suis Kouachi e l'hashtag Je suis Koulibaly hanno assassinato persone più o meno come me, libertini della mia razza culturale e civile, gente che disegnava e rideva e sbeffeggiava con una tinta blasfema che non ho, ma che comprendo perfettamente nella dismisura anarchica e fragile e folle del loro essere artisti in una società secolarizzata e nichilista. Hanno ucciso ebrei in un supermercato, poliziotti islamici e no, terrorizzato una città che amo come Parigi. Sono stati crudeli, osceni e vengono da storie personali di militarizzazione della mente e del corpo, che hanno qualcosa di belluino. Però pena e ammirazione mi vengono non da quella abbondanza di misericordia e di accoglienza che è diventata una pappa senza intimo rigore logico, senza giustizia linguistica, senza verità che non sia sentimentale. Non dal cuore, ma dalla testa. Perché non è vero che tutto questo, come ha infelicemente detto François Hollande, come ripete lo stolto collettivo sul teatro mondiale della correttezza politica, non è vero che tutto questo non ha nulla a che fare con l'Islam. Fosse vero, non avrei compassione mista ad ammirazione per questi che non considero banditi, lupi solitari, terroristi, ma combattenti islamici, militanti della causa islamica, del diritto come Sharia, come legge divina, del Corano come parola di Dio dettata a Maometto. Un generale egiziano, fattosi presidente, forse il prossimo Sadat, cioè fa una brutta fine, ha detto il 1° gennaio ai suoi ulema che l'Islam non solo c'entra, ma è centrale nella tragedia moderna del conflitto di civiltà e che occorre una rivoluzione islamica nella Umma contro l'islamismo codificato. Ci fu una rivoluzione cristiana contro la cristianità e contro l'alleanza di trono e altare. Il presidente della Francia, universalista e moderna, ha detto il contrario, per stupido irenismo, per volontà di pace, mentre l'islamismo gli cominciava a esplodere in casa.
Torquato Tasso, poeta epico, amava il colossale combattente islamico Argante e la sua lealtà verso la propria fede. La sua ferocia era nelle sue ottave squisite e insidiose il risvolto del coraggio e della vocazione finale al martirio, che Tancredi, eroe cristiano, innamorato e alla fine disincantato, soddisfece in duello. I dettagli meno multiculturali della storia tragica di Parigi sono come scomparsi, scrive ancora Giuliano Ferrara, ma non dal mio ricordo ricostruttivo e dalla riflessione dovuta intorno alla verità. Noi cristiani anonimi del dopo concilio viviamo nel giardino di Armida, siamo immersi nelle mollezze dell'amore universale dei diritti, blateriamo di libertà di espressione mettendo in luce la diversità tra la retorica latina e il pragmatismo anglosassone, che giudica le libertà provocatorie della satira stupide. Tony Barber, Financial Times e molti altri. Questi combattenti sono dei voyou, dei ragazzi di strada, incerti fra il rap dell'integrazione e la preghiera di conversione, e hanno scelto il loro e l'altrui destino alla fine in base a una predicazione a cui si sono islamicamente sottomessi, in base a testi inequivoci dell'ortodossia sunnita, tra moschea e rete dell'islamismo politico. Hanno scelto di eseguire un ordine divino che impone di castigare la blasfemia come è accaduto a Charlie Hebdo, come accade con la miserabile sorte di Asia Bibi in un carcere pakistano, con la schiena di un blogger piena di frustate saudite. Hanno scelto la morte degli altri e la loro in un rito culturale di conversione e arruolamento, di esecuzione della legge coranica, al quale hanno saputo corrispondere fino alla fine, nella follia della testimonianza di gioventù, uscendo allo scoperto e sparando all'impazzata davanti alla falange dei gendarmi di cuoio, oppure pregando alle 5 ora del blitz e correndo poi verso l'esecuzione nel negozio kosher, dove la paura innocente dei clienti ebrei, compreso un bambino, era diventata la maledetta cauzione della loro scorreria urbana. Sono dettagli importanti, conclude Ferrara, sono il punto di vista che conta, più della rapida capacità di allineamento menzognero al mainstream politico islamo conformista di un capo Hezbollah o di un presidente iraniano che si dissociano a sorpresa. Se li degradate a lupi, degradate voi stessi, disconoscete il nemico, non sarete mai capaci di combatterlo né di amarlo. Al posto del Vangelo, libro eccelso, primitivo e terribile e selvaggio, metterete il prontuario della cultura del piagnisteo, una specie di ideologia che fa dello scontro di religione e di civiltà in atto una storiaccia di cronaca nera e di impazzimento terrorista. Con ciò lasciamo anche la prima pagina del Foglio e andiamo brevemente al Fatto Quotidiano, che si occupa anch'esso di Paita che batte Cofferati. Qui siamo alle primarie del PD in Liguria, ma con i cinesi e le destre. Solita storia, scrive il Fatto, la denuncia dell'ex leader della CGIL e dei dirigenti del PD ai seggi gente di destra, nordafricani e cinesi. Non escludo il ricorso ai magistrati, dice Cofferati, battuto dalla candidata renziana, ma con un mare di dubbi. E sempre dal Fatto Quotidiano, vivere nell'incubo, la lista dei terroristi, come fantasmi nell'elenco di al-Awlaki, oltre a Rushdie e a Sharb, il direttore di Charlie Hebdo, anche vignettisti e scrittori vivono sotto scorta e alcuni hanno cambiato identità. Il Fatto pubblica le foto di Kurt Westergaard, disegnatore danese, dell'intellettuale somala Ayaan Hirsi Ali, dello scrittore Salman Rushdie e di Lars Vilks, altro disegnatore danese nel mirino degli islamici. A proposito di Islam, poi c'è una lunga intervista del Fatto Quotidiano di Francesco Chiamulera al comico Dario Vergassola. Mi manca il coraggio di Charlie Hebdo, dice il comico, i suoi maestri, le delusioni, le sconfitte e la confessione. Io fare satira sull'Islam non ne ho mai fatta e ora tantomeno non la farei più perché mi manca il coraggio di Charlie Hebdo. Chaplin, Groucho Marx, Totò sono i grandi classici. Benigni era uno di quelli che mi piacevano, ma quando dopo alcuni suoi spettacoli ho capito il metodo di lavoro sono rimasto deluso. E poi Wolinski, una delle vittime di Charlie Hebdo, lo leggevo su Linus, firme che conoscevo bene, solo che in Italia, a parte il male, non si è mai fatto niente di simile. E io la satira sull'Islam non la farei perché mi manca il coraggio, dice Vergassola al Fatto Quotidiano,
che lasciamo per dare adesso una occhiata rapida anche agli inserti economico-finanziari, ma proprio al volo, dall'inserto di Repubblica, Affari e Finanza, da segnalare la rubrica di Alberto Statera, Oltre il giardino, che torna sulla politica fiscale del governo Renzi, una politica claudicante, la semplificazione resta un'utopia. E poi c'è un lungo articolo di Eugenio Occorsio su Yanis Varoufakis, l'economista del partito Syriza, che vuole cambiare la politica europea. Docente in Texas dopo una carriera in 4 paesi, è l'autore del programma economico del partito Syriza in Grecia, il partito di Tsipras, dato vincente alle prossime elezioni. Chiede la dilazione dei pagamenti del debito e il congelamento degli interessi, ma soprattutto un cambio di impostazione. E poi ancora da Repubblica un pezzo sull'ANAS, la macchina degli appalti, l'ANAS, cioè le strade pubbliche italiane, appalti, miliardi, immobili e zone grigie. Ogni anno l'ANAS bandisce gare per 3 miliardi, gestisce 25.000 chilometri di rete stradale nazionale, non ha più il controllo sulle concessioni autostradali, ma è a sua volta gestore di pedaggi e continua a creare società miste con le regioni. E poi sempre da Repubblica, Affari e Finanza, la questione del rimpatrio dei capitali illegalmente detenuti in Svizzera in particolare, la voluntary disclosure, come si dice in inglese, cioè il ritorno appunto, la regolarizzazione dei capitali illegalmente costituiti all'estero, sarà una pioggia di milioni per gli studi legali e tributari. Lo scambio di informazioni tra amministrazioni fiscali diventerà presto automatico e richiede al contribuente che abbia investimenti all'estero non dichiarati di regolarizzarli, con diversi risvolti economico-giuridici e con diverse parcelle per gli studi tributari e fiscali e commercialisti. Il Corriere Economia invece mette in prima pagina la solita storia: il fisco che non dà tregua, l'economia che non cresce. È un errore rassegnarsi, però intanto la politica fiscale del governo sempre quella è, dei governi, anzi compreso quest'ultimo. A pagina 4 invece c'è la questione dell'INPS, debiti raddoppiati, conti in perdita, la poltrona che scotta di Tito Boeri, nominato presidente INPS. Indennità di malattia e pensioni sociali costano 50 miliardi, l'ente è in rosso di 10 miliardi. Dallo Stato 98 miliardi all'anno, ogni contribuente ha sulle spalle una pensione non sua, scrive il Corriere Economia. Perché lasciamo con un'altra segnalazione sempre in tema di fisco, anche qui niente di nuovo. Fisco amaro, per pagare tutte le tasse servono 173 lunghi giorni di lavoro, in libertà dall'erario e dai comuni solo il 23 giugno, come l'anno scorso. In 25 anni perse 2 settimane, il bonus Renzi anticipa la liberazione di chi ha redditi fino a 24.000 euro. Italia Oggi invece, Italia Oggi 7, si occupa del nuovo ISEE, l'indicatore della situazione economica equivalente per accedere alle prestazioni sociali. Le famiglie finiranno ai raggi X. Il nuovo riccometro, nato per stanare i furbetti delle false autocertificazioni, aumenta enormemente i dati richiesti, trasformandosi in un percorso a ostacoli. Dal nido alle tasse universitarie, il nuovo riccometro detta legge, la bussola per orientarsi con l'indicatore della situazione economica equivalente. Il Sole 24 Ore del lunedì invece apre la sua prima pagina con gli immobili, il mattone che rende sempre meno, metà dell'affitto va in tasse e spese, mediamente. Per chi non sceglie la cedolare secca, il canone incassato scende anche del 65%. Le stime del Sole 24 Ore sui rendimenti degli immobili nelle città Lecco, Padova e Viterbo, le meno convenienti. Fra IMU, tasi, imposte sui redditi, spese straordinarie, si arriva a mangiare fino al 65% dell'affitto medio incassato da chi concede appunto un'abitazione in affitto. Cioè io ho una casa, un proprietario, affitto, e fra IMU, tasi, imposte sui redditi e spese straordinarie, il 65% di quello che incasso di affitto se ne va. Mediamente, tra tasse e spese, si perde metà degli affitti incassati. Sulla questione del fisco e della delega fiscale, lo schema di decreto legislativo sul fisco, appunto, in particolare quello sull'abuso del diritto e la vicenda della soglia di punibilità al 3% dell'evasione, si sofferma invece Enrico De Mita, fratello di Ciriaco e da tempo immemorabile tributarista all'Università Cattolica di Milano e editorialista del Sole 24 Ore. La certezza calpestata del diritto tributario. Va detto che De Mita è uno dei critici, diciamo così, più argomentativamente dotati, per così dire, dal punto di vista tecnico,
in circolazione, l'ho sempre fatto per dire la verità. In ogni caso, anche in relazione agli ultimi sviluppi della legislazione fiscale, la posizione di De Mita è parecchio critica, certezza del diritto calpestata, tributario in questo caso. A centro pagina invece ci dà notizia il Sole 24 Ore del lunedì di una serie di cause intentate presso la Corte Costituzionale, sempre in tema di fisco. Fisco a giudizio per un totale di 2 miliardi e mezzo di entrate. Da domani sono al vaglio dei giudici della Corte Costituzionale ben 14 prelievi fiscali a rischio di censura di costituzionalità, cioè 14 tasse che potrebbero essere dichiarate non costituzionali, incostituzionali. Regole fiscali dunque sotto la lente della Corte Costituzionale, con una posta complessiva che sfiora i 2 miliardi e mezzo di euro. Tra gli interessati ci sono le imprese del settore energetico su cui grava la Robin Tax, ma anche gli eredi indiretti chiamati a versare l'imposta di successione maggiorata. In tutto 14 casi a rischio bocciatura della Corte Costituzionale tra imposte, agevolazioni e procedure. Domani si comincia con la Robin Tax, l'addizionale IRES pagata dalle aziende dell'energia, rinviata fin dal 2011. Un'imposta che frutta un gettito di circa 1 miliardo e 300 milioni all'anno. E sempre dalla prima pagina del Sole 24 Ore, nuove province e città metropolitane avanti molto piano. Le città metropolitane e le nuove province, riforma del Rio, sono diventate operative. Il 1 gennaio hanno debuttato 8 supercomuni sui 10 previsti. Partenza però virtuale. Di fatto, al complesso puzzle del riordino mancano ancora molti pezzi, a cominciare dalla questione del personale. Si deve capire quanti dipendenti rimarranno a città metropolitane e province. Gli altri saranno messi in mobilità. Una ricognizione che ha bisogno di un quadro chiaro delle competenze. Quali competenze restano alle province, quali passano a Stato e Regioni. Scenario che doveva essere pronto entro l'anno scorso. Le regioni però sono in grave ritardo, in ritardo anche gli statuti delle nuove province o città metropolitane che erano attesi entro lo scorso dicembre. Intanto la legge di stabilità ha imposto un taglio di 1 miliardo di euro e ha fissato un cronoprogramma secondo il quale a partire da aprile parte del personale dovrà migrare verso altre amministrazioni. E sempre dalla prima pagina, per chiudere, del Sole 24 Ore del lunedì, Euro e Unione Europea sotto esame da Atene a Londra, si apre un anno con 8 appuntamenti elettorali, da Atene a Madrid, passando per Tallinn, Helsinki, Londra, Copenaghen, Lisbona e Varsavia. Quest'anno ci sono 8 appuntamenti elettorali, elezioni politiche, un test decisivo per sondare lo stato d'animo dei cittadini nei confronti dell'euro e del progetto europeo dopo le elezioni per l'Europarlamento che hanno portato alla ribalta partiti nazionalisti ed euroscettici. In Gran Bretagna il voto sarà cruciale per valutare l'ipotesi della Brexit, cioè dell'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea. Con ciò lasciamo il Sole 24 Ore, vi segnalo anche l'inserto dell'Esperto risponde sugli immobili. La casa invecchia, ma il catasto non abbassa la rendita e dunque non si abbassano nemmeno le tasse, anche per gli edifici che sono invecchiati. Il catasto rimane uguale, è stato amplificato per pagare l'IMU e tutte le tasse rimangono. Ma torniamo a questo punto al primo piano del Corriere della Sera, diamo un'occhiata un pochino più approfondita all'apertura innanzitutto da Parigi con la corrispondenza di Marco Imarisio. Liberté titola a tutta pagina il Corriere della Sera, voltata alla prima pagina, pagina 2. Non ci avete cambiato, non ci cambierete mai, il messaggio che arriva secondo il Corriere da Parigi. La folla oceanica regala un'ovazione ai poliziotti. Il giorno dell'unità. 2 milioni di persone hanno sfilato a Parigi, adulti e bambini, signore dell'alta società e ragazzi delle banlieue, tutti insieme lungo gli immensi boulevard e nelle piazze per rendere omaggio alle 17 vittime dei terroristi. Gli slogan: 3 fori di proiettile hanno affilato 7 miliardi di matite. È l'inchiostro che deve scorrere, non il sangue. Charlie ama il profeta. Voi cattivi siete delle grosse patate molli, il cartellone di una bambina. Non hanno ucciso gli artisti, li hanno resi immortali. E ancora tra gli slogan citati dal Corriere della Sera: penso dunque sono Charlie, sono ebreo, sono poliziotto. Imponenti manifestazioni anche nel resto della Francia. E poi 2 pagine dedicate ai leader del mondo, la fotografia che li raffigura tutti affiancati, per la verità sembra qualcosa di funereo.
più che una manifestazione di orgoglio, di valori e di riscatto. Ad ogni modo avanzano in silenzio davanti al corteo i leader del mondo, esclusi Obama e il segretario dell'ONU. Il presidente francese Hollande ha detto: Parigi oggi è la capitale globale. Netanyahu e Abu Mazen però si evitano, il premier israeliano e il presidente dell'autorità nazionale palestinese. Le posizioni sono state studiate in anticipo. Sarkozy ha provato a spingersi avanti, scrive il Corriere della Sera. E ancora il resoconto di Paolo Giordano, nato a Torino nell'82, scrittore, La solitudine dei numeri primi, il suo romanzo più famoso, Il corpo umano, Il nero e l'argento, il più giovane scrittore a vincere il premio Strega, comunque in questo caso inviato, fa il suo resoconto da Parigi. Siamo un esercito in marcia, non accettiamo baratti, questa non è solo una sfilata di pace, se è in corso una guerra le idee che si scontrano appaiono più che mai chiare e a ognuno non resta che scegliere la propria parte a prescindere dalla religione. C'è poi la foto di Patrick Pelloux, giornalista di Charlie Hebdo, che viene consolato dal vignettista Renal Lusier, in arte Luce, che è scampato miracolosamente alla strage perché quel giorno era uscito tardi da casa per andare al giornale. È una folla commossa, scrive lo scrittore Paolo Giordano, una folla sprezzante, commossa dal sacrificio dei disegnatori, sprezzante del dolore subito. Siamo noi stessi dei fanatici, convinti senza se e senza ma che la nostra è la sola via giusta, scrive Giordano. Nelle strade le tre religioni provano a sentirsi unite, scrive ancora il Corriere della Sera. Non si uccide in nome di Dio. I cartelli: sono ebreo, sono musulmano, sono Charlie. Il rabbino, padre di una vittima, e la madre di un franco-algerino ucciso da un altro fanatico, fianco a fianco. E poi scrive ancora, il Corriere della Sera: Le Pen in provincia con 1000 persone perché, dice Marine Le Pen, a Parigi non ero gradita. La leader del Front National manifesta in un comune del sud della Francia. Lo slogan: siamo a casa nostra. Marine Le Pen tra i milioni di persone in marcia a Parigi non c'era. Quando qualche giorno fa si è cominciato a parlare della grande manifestazione, ho detto subito che noi avremmo partecipato, ma non sono stata invitata e non ho l'abitudine di andare dove non sono gradita, ha detto Marine Le Pen. Escludendo me, hanno escluso un elettore su 4, aveva detto ancora Marine Le Pen. E mentre milioni di persone sfilavano a Parigi e 50 capi di Stato, Marine Le Pen ha manifestato a Beaucaire, nel Gard, sud della Francia, con un gruppo di sostenitori poco numerosi, scrive il Corriere della Sera. Grazie di essere qui a difendere i valori della libertà, ha detto la leader del Front National. Siamo a casa nostra, lo slogan della manifestazione. Gli eventi di questa settimana devono soprattutto permettere di aprire il dibattito a partire da domani, ha detto Marine Le Pen. Dobbiamo parlare di quello che è stato fatto e di quello che non è stato fatto. La politica internazionale condotta dalla Francia è quella giusta? E davvero tutto viene fatto per lottare contro la piaga del terrorismo islamico? A proposito della manifestazione di Parigi, è una grande lavatrice che permette a molti di non rendere conto delle loro azioni, ha detto ancora Marine Le Pen. Mentre Netanyahu parla di esodo dall'Europa e dalla Francia verso Israele, Israele è la vostra casa, ha detto il premier israeliano. È gelo col presidente Hollande. Senza gli ebrei, ha detto il premier francese Valls, il paese, la Francia, non è lo stesso. 30 anni fa, scrive l'inviato del Corriere Davide Frattini, un soldato tunisino irrompe nel cortile della sinagoga a Djerba, in Tunisia, spara col fucile che gli ha dato l'esercito, uccide 5 persone, tra loro una 17enne. Venerdì, Hamedi Koulibaly irrompe nel supermercato di prodotti ebraici alla periferia di Parigi, ammazza 4 clienti. Tra loro il figlio della sorella di quella ragazzina là, quella di Djerba, di 30 anni fa. La stessa tragedia, due paesi diversi. Eppure il fratello di Yoav Attab, che è stato freddato mentre cercava di disarmare il terrorista, commenta: la Tunisia è più sicura della Francia. A lui non bastano le rassicurazioni del presidente Hollande, che visita la grande sinagoga rimasta chiusa per la prima volta dalla Seconda Guerra Mondiale, e prima della marcia per le strade della capitale incontra i leader della comunità ebraica francese. Assicura che la protezione davanti alle scuole e ai templi verrà rafforzata. Se necessario schiereremo l'esercito, dice Hollande.
È ciò che chiede Roger Kukierman, presidente dell'organizzazione che unisce le istituzioni ebraiche. Vogliamo tornare a recitare i salmi, ad acquistare cibo nei nostri negozi, non vogliamo nasconderci, non vogliamo andarcene, dice Kukierman. L'orgoglio di essere francesi, la marsigliese intonata dalla folla davanti alle vetrine oscurate del supermercato, sono una risposta all'appello di Benjamin Netanyahu, il premier israeliano, che è volato a Parigi per partecipare alla manifestazione e ha invitato gli ebrei francesi ad andare in Israele. Ricordatevi che Israele non è solo il luogo dove tornate per pregare, è la vostra casa, ha detto Netanyahu, il quale ha anche annunciato di aver organizzato un comitato che aiuti e favorisca il trasferimento. Quando nel 2004 Ariel Sharon, primo ministro, aveva lanciato un appello simile a fuggire dall'antisemitismo selvaggio, l'allora presidente francese Chirac aveva chiesto spiegazioni e dichiarato la visita ufficiale di Sharon non gradita. Le 4 vittime della strage a Port de Vincennes saranno seppellite domani a Gerusalemme sul Monte degli Ulivi, funerali di Stato come per i caduti israeliani del terrorismo. Netanyahu considera i giovani estremisti di Parigi e i miliziani palestinesi di Hamas soldati di uno stesso esercito globale, rami dello stesso albero velenoso, ha detto il premier israeliano. Il suo ministro degli esteri, Lieberman, avverte: gli attacchi contro i paesi europei aumenteranno. È l'ondata di ritorno di chi è andato a combattere in Siria con lo Stato islamico. Moshe Yalon, ministro della difesa, raccomanda di cercare rifugio in Israele. Gli ebrei sono sotto attacco, è il posto più sicuro, dice. L'unico posto lo definisce Yair Lapid, ex ministro delle finanze, in corsa alle elezioni di marzo. In Francia vive la più grande comunità ebraica d'Europa, oltre 550.000 persone. L'aumento degli attacchi antisemiti ha spinto molti a trasferirsi in Israele, 7.000 nel 2014, il doppio rispetto all'anno precedente. Delle 7 vittime di Mohamed Merah nel 2012, 4 sono state ammazzate in una scuola ebraica. Pochi mesi fa, a Créteil, una coppia è stata assalita dentro l'appartamento, la donna violentata. Voi ebrei avete i soldi, hanno detto i 3 uomini armati mentre arraffavano contanti e carte di credito. La parola in ebraico, continua il Corriere della Sera, per definire l'emigrazione in Israele è aliyah, ascesa. Chi lascia il paese commette invece yeridah, discende. La comunità che vive all'estero respinge le parole di Netanyahu. Il governo israeliano deve smetterla di incoraggiare gli ebrei a fuggire dopo ogni attacco antisemita. Nessuno invita gli abitanti dei villaggi attorno alla striscia di Gaza a scappare appena esplode un razzo lanciato da Hamas, dice il rabbino Menachem Margolin, che guida l'Associazione delle Organizzazioni Ebraiche Europee. Così il Corriere della Sera con Davide Frattini da Parigi. Solo da Lidl gusti la freschezza di frutta e verdura italiana in formato XXL. Da oggi mele golden 2 kg più 500 grammi gratis a €1,89 e carote 1 kg più 250 grammi gratis a soli 79 centesimi. Solo freschezza e qualità, solo da Lidl. Non cambiare stile di vita, cambia supermercato. Lidl, anch'io. Interrompiamo le trasmissioni per annunziarvi un'invenzione audace e lungimirante. Il telefono mobile. Questo futuristico apparecchio che da taschino traghetterà la vostra voce in ogni dove, annientando l'invalicabile muro della lontananza. Un giorno tutti avremo accesso alla tecnologia. Quel giorno è arrivato. Nuova Ibiza High-Tech con Seat Navi and Drive, completo di navi touch, Bluetooth e audio streaming a €9.550 e tasso zero. TAEC 314, salvo approvazione Seat Financial Services. Scoprila anche domenica e su seatitalia.it. Ci sono tante formule per acquistare un'auto, ma c'è un solo progetto valore Volkswagen. L'unica formula personalizzabile con 3 taglie di rata, small, medium o large. Così scegli se includere estensione della garanzia, manutenzione ordinaria o anche copertura assicurativa. Un esempio? Volkswagen Up con rata small da €109 al mese e dopo 3 anni puoi sostituirla, restituirla o rifinanziarla. E solo a gennaio TAN 0 e TAEC 287. Anticipo €1.800. Info su Volkswagen.it. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Abbiamo appena letto l'articolo di Davide Frattini da Parigi che dava conto della presenza di Netanyahu alla manifestazione di ieri
e dell'invito Israele è la vostra casa del premier israeliano rispetto agli francesi ebraici, che peraltro agli ebrei francesi, che peraltro hanno lasciato in numero piuttosto cospicuo la Francia nel corso del 2014, più di 5.000 persone. A proposito di gelo con il presidente Hollande, scrive il Corriere della Sera, appunto i due premier israeliano e il presidente francese si sono, come dire, guardati non certamente in maniera molto amichevole anche nella manifestazione di ieri, e i rapporti fra Israele e la Francia non sono al loro acme. Ma a proposito di presidenti francesi, io adesso do il benvenuto e il buongiorno a Luigi Mascheroni del quotidiano Il Giornale. Perché, buongiorno Luigi, perché la scorsa settimana tu ci hai ricordato di un altro presidente francese, Charles de Gaulle, il quale nel 59, il 5 marzo del 59, poco dopo essere stato nominato eletto presidente della Quinta Repubblica, insomma fece una serie di osservazioni che tu hai riportato in questo articolo la settimana scorsa sul Giornale, che lette oggi e ipotizzate, immaginate in bocca a qualsiasi capo di Stato o di governo, sarebbero giudicate dalla stragrande maggioranza dei commentatori e dei pensatori politicamente corretti assolutamente condannabili, diciamo così, censurabili, perché tanto per dirne una, De Gaulle diceva: è un bene che ci siano francesi gialli, francesi neri, francesi marrone. È la dimostrazione che la Francia è aperta a tutte le razze e ha vocazione universale, ma ha una condizione, che essi restino una piccola minoranza, questione dei numeri. Altrimenti la Francia non sarà più la Francia. Ecco, come mai hai ripescato, diciamo? Prego Luigi. Era quasi più un esercizio storico-letterario che altro. Quello che io mi chiedevo e mi chiedo con quest'articolo, pubblicando una parte di questo discorso di De Gaulle del 59, era questo. La primo, se qualche politico oggi europeo potrebbe permettersi di sostenere un discorso del genere, e la risposta è ovviamente no, o comunque sarebbe molto difficile. Lui dice: voi credete che la popolazione francese possa assorbire 10 milioni di musulmani, che domani saranno 20 milioni e dopodomani 40? Coloro che spingono verso l'integrazione hanno un cervello da colibrì. Cercate di integrare l'olio con l'aceto, agitate la bottiglia, dopo un secondo si separano di nuovo. Gli arabi sono gli arabi e i francesi sono i francesi. Il discorso del genere oggi sarebbe insostenibile per la maggior parte dei leader politici europei. Ma secondo te... Questo era scontato. La seconda domanda, secondo me, non perché la ponessi io, ma così, chiacchierando anche in redazione, sembrava essere ancora più interessante, era se lo stesso De Gaulle potrebbe oggi sostenere lo stesso discorso. E secondo te? È vero, perché la prima, ma è chiaro che il gioco è molto semplice, chiunque avesse un'opinione diversa dalla mia risponderebbe facilmente: i tempi sono cambiati. Sì, vero, certo, è sempre tutto cambiato, però stiamo parlando non di Renzi, Grillo, Salvini, con tutto il rispetto per i tre che ho nominato, stiamo parlando di Charles de Gaulle, cioè probabilmente dopo Napoleone il più grande politico, il più grande uomo politico della storia di Francia, una persona generale, insomma è inutile stare a fare la storia di De Gaulle, è l'ultima persona del pianeta che potrebbe essere accusata di fascismo, di razzismo, eppure lui stesso oggi non potrebbe sostenere un discorso del genere, che al netto di tutte le polemiche a seguito dei fatti di Parigi, al netto di tutte le strumentalizzazioni che si possono fare in questo momento sul discorso Islam, Europa, eccetera, ha questo discorso di De Gaulle una base di buonsenso sulla quale credo qualsiasi intellettuale onesto, politico onesto potrebbe sedersi e discutere. Invece i meccanismi sono tali per cui scatta automaticamente di fronte a un discorso del genere l'accusa di razzismo, fascismo, islamofobo, eccetera. Se oggi noi facessimo leggere questo testo a chiunque senza mostrargli chi è l'autore, potrebbe
sappiamo che tipo di reazione avrebbe, perché ormai il giochetto è semplicemente quello dei fronti contrapposti senza accettare o accettare con molta difficoltà un confronto. Ecco Luigi, fra i brani che tu hai citato c'è anche questo: noi siamo comunque, diceva De Gaulle, prima di tutto un popolo europeo di razza bianca, di cultura greca e latina, di religione cristiana, che non ci raccontino delle storie. I musulmani, voi siete stati a vederli? Li avete visti con i loro turbanti e le loro djellaba? Vedete bene che non sono dei francesi. E ancora, diceva De Gaulle, se noi facessimo l'integrazione, se gli arabi e i berberi d'Algeria fossero considerati come francesi, come impediremmo loro di venire a installarsi nelle metropoli, dato che il livello di vita è molto più elevato? Il mio comune non si chiamerebbe più Colombie-les-Deux Églises, ma Colombie-les-Deux Mosquées. Voglio dire, secondo te, tu dici, ti ponevi prima il problema, potrebbe De Gaulle, ed era la domanda che ponevi nell'articolo, non se avesse ragione De Gaulle, secondo te sì, scrivi. Ma la questione è... Aveva ragione nel porre questo problema. Lui in quel momento, siamo nel 59, è il momento in cui inizia, e poi avrebbe avuto forse un'esplosione a partire dagli anni 60, inizia l'arrivo massiccio degli immigrati dell'Africa del Nord. I numeri che prevede De Gaulle sono ovviamente forse eccessivi, però sappiamo che oggi sono circa 5 milioni e mezzo, forse più vicino ai 6 milioni di musulmani presenti nel territorio francese. Quindi comunque aveva l'occhio lungo, aveva più che ragione secondo me a porsi quel problema, e rispondeva non a caso, poi la storia come sempre ritorna. Questo discorso era una sorta di risposta agli intellettuali di Francia che iniziavano a porsi il problema delle immigrazioni e iniziando ad aprire il grande discorso del multiculturalismo, l'arricchimento che come sempre ovviamente c'è, esiste nel momento in cui due culture si incontrano, ma oltre all'arricchimento ci sono anche delle frizioni. Un uomo politico come De Gaulle si poneva giustamente il problema dei pro e dei contro. Sì, ma si dava anche una risposta però, Luigi, non è che si poneva solo il problema, perché in queste frasi qui c'è anche una risposta. Lui era tranchant in questo. Lui poi, insomma, era uno, se c'era qualcuno che credeva nella grandezza francese, era lui, cioè, su questo non si discute. Quello che dicevo, la storia poi ritorna, perché era sempre una risposta a un gruppo di intellettuali francesi che invece spingeva e sottolineava l'arricchimento del multiculturalismo, che è la stessa identica cosa che accade oggi, che accadeva tra De Gaulle e noi. C'è di mezzo la Fallaci. Quando uscì il libro della Fallaci a Parigi, La rabbia e l'orgoglio, Bernard Henri disse che era un antisemita, era un libro vergognoso, che era insostenibile. Per cui siamo esattamente sempre allo stesso punto, cioè, da una parte la politica che sottolinea i rischi di questo incontro-scontro, e dall'altra c'è sempre la frangia intellettuale più più influente, che invece attacca e risponde alla politica che pone queste domande, queste sollecitazioni nel migliore dei casi con i sorrisini, nei peggiori con le accuse di chiusura mentale, di razzismo e tutto quello che sappiamo. Ecco, in questo l'incontro-scontro tra politica da una parte e cultura dall'altra è ancora più pesante e sterile di quello tra insomma, chi pronunciasse oggi frasi come quelle di De Gaulle rischierebbe la fine di Magdi Cristiano Hallam. Oggi il giornale ne parla in prima pagina. In appello è stato capovolto il giudizio su un articolo del 2007 in cui parlava Hallam dell'UCOI. Era stato assolto in nome della libertà di pensiero, del diritto di critica, ma è stato
condannato in appello. E ne dà notizia oggi il giornale in prima pagina, proprio il giornale. Esattamente questo, ma io non sono né un politologo né sono un giornalista culturale che cerca di capire e quando riesce a mettere in luce le contraddizioni del rapporto tra mondo culturale e mondo politico, niente di più, niente di meno. E in questo senso segnalo sempre sul giornale di ieri, il mio collega Alessandro Gnocchi ha fatto un bellissimo ritratto di questo intellettuale francese, Renaud Camus, che denuncia l'inganno del multiculturalismo dicendo Francia stai attenta perché stanno sostituendo un popolo con un altro, ed è vero che lui, fondatore di un partito che è vicino, comunque alleato elettoralmente con la Le Pen, però è assolutamente uno spirito fuori dagli schemi destra-sinistra, uno di quegli eretici del pensiero che scontentano sempre tutto. Ecco, nel momento in cui lancia questo giacuzzi contro il multiculturalismo cieco, ecco, subito viene attaccato da destra e da sinistra, non ci sono quasi mai spazi per un dialogo sereno, un confronto, è sempre automaticamente uno scontro. La cosa curiosa è che poi lo scontro c'è con la politica, ma con l'opinione pubblica, così come fece così come accade con la Fallaci, poi queste idee entrano poi nel dibattito pubblico, entrano nelle discussioni delle persone che hanno di fronte questi problemi e che le vedono magari con un po' meno teoria, un po' meno buonismo di quanto accada anche per ragioni, elettorali, istituzionali alla politica. Bene, alla fine io sono convinto, nel senso che se delle idee possono essere fertili di questi intellettuali, per quanto a volte difficili da accettare, alla fine nel dibattito pubblico entrano comunque a dare loro frutti. Comunque entrano, tu dici, comunque diventano dibattito pubblico. Insomma, la storia lo dimostra. Se un'idea è buona ed è fondata, delle sollecitazioni e delle risposte, certo, magari con tempi più lunghi, con grandi difficoltà, ma se sono fertili poi fioriscono, anche se la politica o una certa parte del mondo culturale le mal sopportano, però se sono forti fioriscono. Bene, io ringrazio Luigi Mascheroni, giornalista de Il Giornale. Grazie Luigi, buon lavoro, buona giornata. Grazie a voi, arrivederci. Intanto torniamo alla rassegna stampa per quest'ultimo 10 minuti, un quarto d'ora scarsi. Il Corriere della Sera poi, a corredo dell'articolo su Netanyahu e Hollande, intervista Renzo Gattegna, presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. In tanti hanno già lasciato l'Europa, tanti ebrei, dice Gattegna, la convivenza in Europa peggiora, spaventa l'idea che siano colpiti centri della vita quotidiana. E poi ancora il Corriere della Sera intervista lo scrittore Jean d'Ormesson, 89 anni, grande giornalista e scrittore, accademico di Francia. Come la liberazione, la manifestazione di ieri lascerà il segno, dice l'anziano scrittore. Ora saremo più saldi nella difesa dei nostri valori. Forse si doveva invitare il Front National, ma è un successo. Un popolo diviso ha ritrovato la fraternità. Con il Corriere le vignette per Charlie, oltretutto. È stata affidata ai disegni la risposta al terrorismo, a quelli dei vignettisti uccisi se ne sono aggiunti altri da tutto il mondo. Il Corriere ha raccolto 300 vignette e le pubblica in un libro in vendita a 4,90 euro a partire da giovedì 15 gennaio. Per quanto concerne poi le misure di sicurezza, anche il Corriere della Sera si occupa dei controlli alle frontiere. La misura divide i governi europei. Francia e Spagna vogliono rivedere Schengen, ma l'Italia è contro. L'Italia è per mantenere la libertà di circolazione modello Schengen. E su questo il Corriere intervista Giuseppe Tesauro, 72 anni, uno dei presidenti emeriti della Corte Costituzionale. Alcuni sacrifici sono necessari, ma è assurdo ripristinare i confini, dice Tesauro,
go in linea con il governo. Poi c'è il servizio dedicato dal Corriere al video che è comparso di uno degli attentatori, Koulibaly, colui che ha preso in ostaggio ebrei al supermercato kosher con tunica e con mitra. Sono dello Stato islamico, dice nel video il soggetto, voi colpite e noi reagiamo. Le minacce del killer del negozio kosher e il Vaticano prossimo obiettivo dei terroristi. Ho giurato fedeltà al califfo dei musulmani, dice Koulibaly nel video, 7 minuti 17 secondi per rivendicare 3 giorni di carneficina. L'uomo porta la keffiyah avvolta sulla testa e indossa un lungo vestito tradizionale, bianco come la parete che gli fa da sfondo, con la bandiera nera dello Stato islamico. Gli investigatori stanno cercando di confermarne l'identità. 2 spacciatori di droga che lo conoscevano bene, intervistati da Associated Press, non hanno dubbi, è proprio lui, Ahmedi Koulibaly. Nel video spiega di essersi coordinato con i fratelli Sherif e Said Kouachi che hanno assaltato Charlie Hebdo, di avere sparato alla poliziotta nera perché è di impatto mediatico e politico, di aver scelto il supermercato di prodotti ebraici come bersaglio legittimo. Voi ci attaccate, noi vi attacchiamo, dice nel video. Parla in francese, passa a un arabo poco fluente, quando deve rivolgersi a quello che considera il suo mandante, Abu Bakr al-Baghdadi. Ho giurato fedeltà, dice, al califfo dei musulmani. Anche agli ostaggi nel negozio alla periferia di Parigi, dove ha ucciso 4 clienti ebrei, ha detto di far parte dello Stato islamico. In Nigeria, invece, dicevamo prima dalla prima pagina del Corriere della Sera, altre 2 bambine kamikaze caricate di esplosivo e fatte saltare, la nuova tecnica di attentato di Boko Haram, movimento islamista, 7 le vittime in un mercato. Sabato una bimba di 10 anni aveva provocato la morte di 19 persone. E poi ancora il Corriere della Sera intervista Yasmina Kadra, pseudonimo di Mohamed Moulezehul, 60 anni, ex ufficiale dell'esercito algerino, divenuto scrittore. Lo creò questo pseudonimo Moulezehul usando il nome della moglie per sfuggire alla censura durante la guerra civile. Lo ha rivelato solo nel 2001, dopo aver lasciato l'esercito ed essersi trasferito in Francia. Io, musulmano al corteo, per chi semina terrore il Corano è solo un pretesto, dice lo scrittore. La strage di Charlie Hebdo non va ricondotta a problema etnico e non dobbiamo giustificarci per la nostra fede religiosa. Segue e conclude le prime 15 pagine del Corriere della Sera dedicate a questa questione e sulla scorta della manifestazione di Parigi anche l'intervista al sociologo Zygmunt Bauman. È una vendetta contro la libertà di opinione, così le città diventano polveriere. La prossimità dello straniero è destabilizzante, ma non si rimuovono le differenze con un click. Il nostro è un multiculturalismo superficiale, una forma di consumismo stile Facebook. E poi le 2 pagine successive sono dedicate alla pubblicazione dell'intervista di Oriana Fallaci all'imam Khomeini. L'urlo di Khomeini che dice l'Islam è tutto, la democrazia no. La scrittrice intervistò Khomeini nel 79, indossava il chador, ma alla fine dell'incontro se lo tolse. L'Ayatollah scavalcò il velo e sparì. Era tornato a Teheran per proclamare la Repubblica Islamica ed era apparso chiaro cosa voleva, il più allucinante balzo all'indietro che si fosse mai verificato sul nostro pianeta, dice Oriana Fallaci, scrive nel corso dell'intervista, introducendo l'intervista. La libertà di pensare non significa libertà di congiurare, dice l'imam a Oriana Fallaci, l'imam Khomeini. Abbiamo messo a tacere chi approfittava della nostra tolleranza per sabotarci. La democrazia di Aristotele è una cosa, quella russa un'altra, quella dei capitalisti un'altra. Non possiamo mettere in Costituzione un concetto così equivoco. I nostri costumi non riguardano voi occidentali. Il chador è per le giovani donne e per bene. Se la veste islamica non le piace, può toglierla. Appariva così remoto, scrive Oriana Fallaci, da farti dubitare che avesse soltanto gli 80 anni dichiarati secondo un calcolo approssimativo. Gli occhi non si vedevano perché teneva le palpebre semi abbassate, lo sguardo ostentatamente sul tappetino. L'intervista è molto lunga e occupa le pagine 16 e 17 del Corriere della Sera, riassunta così. Secondo quel che pensava Khomeini, l'Islam è tutto, la democrazia no.
Sempre poi dal Corriere della Sera segnaliamo molto rapidamente anche gli altri argomenti. Pasticcio primarie in Liguria con Cofferati che non riconosce il risultato, cioè la vittoria di Raffaella Paita renziana in uscita dalla giunta burlando. Polemica per i cinesi e per i marocchini ai seggi a pagamento. La rabbia di Cofferati che evoca i pubblici ministeri. Tantissime irregolarità, dice Cofferati, in queste primarie del PD in Liguria. So che si stanno valutando i ricorsi in procura e il partito faccia chiarezza. Aspetto che la commissione di garanzia valuti le segnalazioni. Poi, sempre dal Corriere della Sera in primo piano, l'acquisto di titoli pubblici da parte della Banca Centrale Europea. Il governatore di Banca Italia Visco spinge per questa ipotesi. Sulla stampa tedesca dice è lo strumento più efficace. E poi ci sono Fassina e Civati che vanno in missione in Grecia, perché qui c'è la scuola della sinistra vera, quella di Syriza di Alexis Tsipras, il tour dei due esponenti del PD, Fassina e Civati, per studiare Syriza. Ci fosse con noi Gianni Cooperlo, potremmo fondare un nuovo PD in esilio, dicono i due. L'incontro con l'ex giovane comunista esiliata a Roma ai tempi dei colonnelli. In Forza Italia, invece, su Bertolaso scende il gelo di Verdini, i malumori interni sull'ipotesi di affidare l'organizzazione del partito a Bertolaso, ex capo della Protezione Civile. Berlusconi ha cercato di rassicurare Verdini, spiegando che l'incarico non avrebbe natura politica. Timori per i numeri del tesseramento che scade il 31 gennaio. Dopodiché c'è una foto di gruppo leghista sul Corriere della Sera. Dopo le divisioni, la cena unitaria del Carroccio, sorrisi e brindisi per l'avvio della campagna elettorale in Veneto. Il Carroccio ha mostrato l'altra sera unità a Tregnago, Venezia. 500 militanti al ristorante da Michelin, col segretario Matteo Salvini, i governatori di Veneto e Lombardia Zaia e Maroni, il sindaco di Verona Tosi, che più volte nei mesi passati ha rivendicato il via libera che il partito avrebbe dato alla sua candidatura alle primarie del centrodestra e a Salvini segretario. Foto di gruppo con il segretario Salvini. Intervista a seguire del Corriere della Sera al ministro Lupi, il ministro delle infrastrutture. Da Salvini, parole irresponsabili, non potrà guidare lui il centrodestra. Va oltre Le Pen e condanna la Lega all'isolamento. Quando riportammo MSI e Carroccio in un'area di responsabilità, il motore propulsore eravamo noi. Nel frattempo, giusto per dare un'occhiata complessiva al primo piano del Corriere della Sera, delle pagine di cronaca, il Papa alle mamme durante il battesimo ha detto: allattate i vostri bambini anche qui. Il sacramento a 33 bimbi nella Cappella Sistina. E sempre dal Corriere della Sera c'è anche il sindaco di Berceto che va in piazza col cappello per chiedere l'elemosina contro i tagli imposti dal governo, specialmente ai piccoli comuni. Berceto in provincia di Parma, peraltro in una cornice naturalistica dell'Appennino parmense bellissima. Poi c'è la riconferma di alcune tradizioni locali, tipicamente italiane. Le donne del clan che invocano vendetta, succede a Bari. Ucciso il padre di un boss, la nuora promette ai rivali: da oggi chi è con voi anche per un caffè è finito, quando si dice la giustizia sostanziale e il rispetto delle tradizioni. Sempre poi dal Corriere della Sera ci sono 2 pagine di chiacchierata tra Umberto Eco e Paolo Mieli sul nuovo libro di Umberto Eco, numero 0, che esce per Bompiani, una conversazione in occasione del nuovo romanzo di Umberto Eco che è centrato sul mondo dell'informazione. Se il giornale diventa macchina del fango, svelo complotti e delegittimazioni dell'informazione, dice Umberto Eco. Da 20 anni, osserva Paolo Mieli, è saltata la barriera tra serietà e cialtroneria. Ho ambientato il racconto nell'anno di Tangentopoli, dice Umberto Eco, perché segna una cesura del modo di fare informazione in Italia. E ci si è troppo appoggiati alla pubblicazione acritica di verbali e intercettazioni, osserva Paolo Mieli. Molto materiale era riferito da altri o estraneo ai reati. Numero 0, edito da Bompiani, è il 7° romanzo e il 43esimo libro per Umberto Eco. Si svolge nel 92, nei 3 mesi che vanno dall'arresto di Mario Chiesa al giugno di quell'anno. Protagonisti del libro i redattori assunti da un cinico direttore per confezionare numeri 0 di un giornale che ha come testata Domani e non uscirà mai, concepito da un editore con cognome Brianzolo, l'ambizioso Vimercate,
come strumento ricattatorio per entrare nel cosiddetto salotto buono del potere economico. Cioè questo editore fa lavorare dei giornalisti per dei numeri zero, per un giornale che non uscirà mai, in realtà per confezionare strumenti, la macchina del fango, per ricattare e per entrare appunto nel salotto buono del potere economico. Voce narrante il dottor Colonna, in realtà mai laureatosi dottore, ingaggiato come ghostwriter, come scrittore ombra, per tenere un diario di quell'esperienza, un libro che si intitolerà Domani Ieri, che dovrebbe essere un bestseller. Ma lasciamo il Corriere della Sera per andare, per quanto rapidamente, da nessuna parte, perché è finito il tempo, e quindi buona mattina a tutti da Giulio Cainarca. Da MediaWorld continuano gli sconti dell'altro mondo, fino al 50% su tantissimi prodotti. Un esempio? Smart TV Sony 50 pollici col 10% di sconto a €809, solo fino al 14 gennaio. MediaWorld. Voglio il mondo. Mi chiamo Simone De Angelis e questa è la mia officina. Aiuto i miei clienti a ottenere le massime prestazioni dalle loro auto. Quando ho finito la messa a punto, consiglio di usare con regolarità Esso Supreme Diesel, perché contribuisce a pulire gli iniettori, migliorando ulteriormente le prestazioni del motore. Nuovo Esso Supreme Diesel. Te lo consiglia Simone. Provalo subito. Limitazioni e condizioni su carburanti.esso.it. A scuola di business. Oggi musica. Come accordare tecnologia, efficienza e convenienza con un'occasione imperdibile. Fino al 31 marzo con i furgoni Transporter e Caddy il pacchetto Tech and Sound è in omaggio. E da oggi gli strumenti giusti per il tuo lavoro sono ancora più accessibili. Per te finanziamento a TAN 0 e TAEG 2,39 e polizza furto e incendio per un anno gratuita. Questa sì che è musica. Volkswagen Veicoli Commerciali. La prima regola per lavorare bene. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Salve, sono Giovanna della Mondoflex. Mondoflex. Adesso su tutta la nostra produzione, saldi, saldi, saldi. Venite a trovarmi, vi aspetto. Mondoflex, reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Crema, Castelmella, Brescia e a Desenzano sul Garda.